Ben ritrovati, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è mercoledì 28 giugno, una mattinata che passeremo in compagnia di Sabrina Morena del Partito Democratico nella fascia oraria fra le 8 e le 9, dalle 9 alle 10 Fulvio Sluga di Forza Italia. Tratteremo diversi argomenti, partiamo però dalla pagina meteo. Leggiamo dunque: l'avvicinamento di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di stabilità fino a giovedì. Venerdì una nuova depressione porterà flussi più freschi e umidi in quota. Per oggi, mercoledì 28, cielo variabile sulla costa e sulla pianura orientale, soffierà bora moderata. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno possibili delle brevi e deboli piogge. Temperature odierne fra i 19 e i 22 gradi come minime, 25 e 28 gradi i picchi massimi previsti. Per domani, giovedì 29 giugno, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, soffieranno venti a regime di brezza con temperature minime previste tra 18 e 21 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Il quadro poi potrà subire qualche variazione nel fine settimana con possibili condizioni di cielo nuvoloso e a tratti temporali sparsi in Friuli, Venezia Giulia. Leggiamo le notizie, oggi cominciamo con il Corriere della Sera, i titoli nazionali. Cambio al vertice di Banca d'Italia, arriverà Panetta come economia, avviato l'iter per la nomina del dopo Visco, la Banca Centrale Europea, nuovi rialzi dei tassi, l'ira dei ministri. La foto con Vladimir Putin, disarma la Wagner, il capo è in esilio, guerra e missione a Mosca del cardinale Zuppi. Qui in foto proprio Vladimir Putin che scende una scalinata. Fare leggi quando servono, scrive Sabino Cassese, norme e politica nell'approfondimento e l'editoriale del Corriere della Sera nella sua edizione odierna. Poi lo youtuber Di Pietro, non correvo, la mia vita rovinata, pagina 18. Il tema trattato da Rinaldo Frignani e Ilaria Sacchettoni. Gli scavi, c'è l'archeopizza sulle tavole di Pompei, alle pagine 34 e 35. I nuovi scavi a Pompei hanno messo in luce alcuni dipinti che raffigurano quello che può essere il precursore della pizza. Dopo vedremo magari qualche foto alle pagine di riferimento. La riflessione: più concorrenza e privacy grazie all'euro digitale, auto, giro di vite su alcol, cellulari e monopattini con le novità del codice della strada. Poi l'alluvione, Bonaccini, Gianni e Acquaroli subcommissari, ricostruire l'Emilia Romagna, via libera al generale Figliuolo. Il ritratto, l'alpino esperto di logistica in prima linea nelle emergenze come persona da chiamare in queste situazioni. I duchi sdraiati, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il caffè. E poi sempre per il capitolo Russia, un ex bodyguard punta al Cremlino. E poi la pace è possibile, Blinken ha un piano. Negli approfondimenti dell'argomento bellico con le pagine interne del Corriere. Ampio spazio anche all'economia, l'avviso di Lagarde, a luglio la Banca Centrale Europea pronta ad alzare i tassi, l'ira del governo su questa decisione, imprese soffocate da interessi elevati, extra profitti non nella manifattura. Il vicepresidente di Confindustria Orsini: allungare la durata dei prestiti può essere una soluzione. Panetta guiderà Banca Italia, il banchiere anticrisi che rifiutò il posto da ministro. Si apre ora la partita per la sua successione nel comitato a Francoforte, con Mario Draghi, l'economista a sangue caldo che aiutava Mario Draghi durante la crisi dell'euro. È uno dei ritratti della figura scelta come guida di Banca Italia. Andiamo dunque al racconto della guerra in Europa fra Russia e Ucraina. Putin: il grazie ai soldati, e ammette i soldi alla Wagner. Chiarezza sulle ruberie, lo zar alla parata, evitata la guerra civile, cadono le accuse allo chef, i suoi devono consegnare le armi. Così viene dunque raccontato. Le persone trascinate nella ribellione hanno capito subito che l'esercito e il popolo non stavano dalla loro parte e hanno desistito.
C'è anche la figura di Lukashenko, che tra poco analizzeremo. Il catering di Prigozhin ha ricevuto 937 milioni di dollari. Spero che durante questo lavoro non abbiano rubato nulla o il meno possibile, è stato ribadito. Il mediatore Lukashenko, il dittatore bielorusso, ha lavorato in questi giorni alla composizione della crisi. È il presidente europeo in carica da più tempo, governa dal 1994 senza una soluzione di continuità. Intanto proprio in Bielorussia l'aereo di Prigozhin atterra a Minsk, per l'oligarca un hotel senza finestre. Il capo dei mercenari ospite di Lukashenko. Esilio o nuovo inizio? Perché poi il confine fra una persona in qualche modo imprigionata, seppur non in una galera, o un nuovo inizio in un altro paese sono argomenti dibattuti dagli opinionisti della guerra. Il presidente russo ignora il giudizio del mondo fuori, ma dentro per molti resta l'unico antidoto all'anarchia. Purghe e cambia i vertici, il futuro incerto di un leader indebolito è quanto riporta oggi l'approfondimento del Corriere della Sera. Il ritratto dell'ascesa del bodyguard di Dumin che salvò lo zar anche da un orso, non è implicato nel disastro ucraino, fu regista dell'annessione della Crimea. Il suo orizzonte è il Cremlino? Questo è il quesito. Il profilo del 51enne Alexei Dumin è stato guardia del corpo di Putin dal 1999, restò al suo fianco nei primi 2 mandati da presidente e nella parentesi da premier. Tornò al Cremlino come vice della sicurezza nel 2014 come capo dell'intelligence militare. Nel 2016 diventa governatore di Tula. Questo è il profilo. Nel 2016 lo zar lo avrebbe nominato governatore di Tula per proteggerlo dalle faide di Mosca. A Washington, volo russo verso gli Stati Uniti, ma nessun contatto perché prosegue l'opera diplomatica. Missili russi sul ristorante nel centro di Kramatorsk, ma gli ucraini avanzano. L'attacco all'ora di cena in un'area affollata nella città dell'est controllata da Kiev. Ci sono stati morti e feriti. A Mosca un italiano fermato per droga, qui lo leggiamo nel caso del trafilo laterale della pagina. I wagneriani visti da vicino sanno vincere solo contro l'ISIS. Il commento di Lorenzo Cremonesi su quella che è la realtà della brigata Wagner e il loro impiego in questa guerra e non soltanto. Missione a Mosca per Zuppi, porta un messaggio di Papa Francesco, l'inviato del Papa vedrà Lavrov, non si sa se anche Putin lo riceverà. Zelensky dice non ci servono mediazioni da parte ucraina. Lo stretto sentiero di pace immaginato da Blinken, Ucraina modello Israele ma senza entrare nella NATO. Le idee sul tavolo: Kiev dovrà perdere la Crimea. Via dal Donbass, non dalla Crimea. La prima condizione statunitense per il cessate il fuoco è il ritiro immediato delle truppe di occupazione russe. Via dal Donbass, in cambio Kiev potrebbe rinunciare alla Crimea almeno per alcuni anni. Fuori dall'alleanza nel breve termine, un'altra concessione pesante per spingere Putin ad accettare il compromesso sarebbe quella di escludere l'ammissione dell'Ucraina nella NATO nel breve periodo. Ma c'è anche il pacchetto delle forniture d'armi. Gli Stati Uniti e gli alleati garantirebbero a Kiev la fornitura costante di armi, trasformando il paese in un porcospino sul modello di Israele o di Taiwan. Mosca vuole le 4 regioni conquistate, Melitopol, Donetsk, Lugansk e Zaporizhia. Queste le condizioni dettate dalla Russia, più che altro le richieste di Putin. Sulla situazione politica interna, Meloni punta su Figliuolo, è commissario per l'alluvione, mandato di 5 anni per la ricostruzione. Avranno il ruolo dei suoi vice i governatori di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Queste notizie le vedremo anche dal Piccolo, che però apre con argomenti della cronaca locale. Intanto la foto delle prime pattuglie di agenti della polizia locale in servizio con la Glock 17, questa è l'arma scelta, acquistata e ora anche in possesso dei primi 26 agenti dei 240 in organico nella polizia locale, armamento che gradualmente a partire da ieri è entrato a far parte proprio dell'equipaggiamento degli agenti del corpo municipale e che diventerà completato e effettivo alla fine dell'anno. Con l'inizio dell'anno dunque 230 circa sui 240
agenti della polizia locale avranno in dotazione l'arma. Una decina di persone invece non l'avranno, è stato spiegato ieri in conferenza dal commissario dal comandante della polizia locale Milocchi. 10 persone non hanno superato i requisiti di visita medica, diciamo della vista, proprio per poter utilizzare l'arma. Alcuni invece nei reparti amministrativi non ne hanno fondamentalmente bisogno. Rixi, corridoi verdi per le navi, Trieste dal varco Quinto a Servola per quanto riguarda lo shipping, quindi tutto il comparto navale della trasportistica via mare, corse proprio via mare per l'Istria, i biglietti costano da 14,53 euro, questi collegamenti marittimi e i costi per potersi spostare. E Putin all'esercito, avete evitato la guerra civile, questa è la svolta nella guerra, in Bielorussia lo scudo per Prigozhin, e poi Banca d'Italia, il governatore sarà Panetta. Queste le altre notizie dal mondo, con lo spunto dell'alluvione, Figliuolo nominato commissario proprio per l'alluvione, come notizie al di fuori della città e della regione. Purtroppo anche oggi raccontiamo, l'abbiamo fatto nella giornata di ieri come emittente, oggi il piccolo dà spazio giustamente a quello che è accaduto a Morrupino, la tragedia di Federico, la caduta in moto a pochi metri da casa e la morte a 17 anni. A trovarlo è stato il padre. L'incidente stradale è da poco passata la mezzanotte quando il padre del 17enne Federico Uisman sente il rombo della moto del figlio avvicinarsi a casa. I genitori lo aspettano svegli, ma quel rombo improvvisamente svanisce, di colpo il silenzio. Il papà si preoccupa ed esce nel buio della strada per andare a cercare il figlio. Percorso a qualche decina di metri lo trova riverso a terra. La moto, anche quella sull'asfalto a poca distanza. Il dramma si è consumato sul Carso, a Morrupino, nella notte tra lunedì e martedì, a 500 metri dal centro del paese. La strada si è portata via una giovane vita, Federico Uisman, 17 anni appena, studente, promessa del calcio e ragazzo ispirato vicino al campo di Morrupino, dove aveva giocato per anni nella società Cras Repen. Questo la notizia di cronaca, la più brutta che possiamo leggere oggi, fra le più brutte perlomeno, che possiamo leggere oggi a livello di cronaca nera, con una vita spezzata a 17 anni a causa degli incidenti stradali. Poi ci si ricollega con quelle che sono le norme sul codice della strada, che hanno un'origine diversa, sebbene molto di ciò che è stato spinto dal ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini è stato dato anche dalla vicenda dello youtuber e dell'incidente che ha provocato questo ragazzo, provocando la morte di un bimbo che era in un'altra auto con la madre e il fratello. Andiamo di nuovo a leggere le notizie dal quotidiano Il Piccolo. Le ricette caricate sulla tessera, cambia il sistema, è già cambiato, viene spiegato a pagina 11, pool investigativo per scoprire le cause del rogo in via di Vittorio. Continuiamo a capire di più su quell'incendio che è divampato lunedì. Addetti dei musei, trovata l'intesa, aumento mensile di 420 euro lordi. Vi ricordate e ricorderete sicuramente la situazione dei dipendenti dei musei triestini, che da tempo lamentano che il proprio contratto permette loro di guadagnare una soglia molto bassa salariale. A questo sono seguiti diversi scioperi, diverse manifestazioni che hanno portato poi l'Eurepromos e il Comune di Trieste a riformulare la proposta economica. Ieri il gruppo che ha seguito la vicenda, ovvero il sindacato Fesica Confsal, ha organizzato una conferenza stampa per spiegare come l'intesa trovata ha portato finalmente quella dignità richiesta dai lavoratori, un aumento di 420 euro lordi in busta paga al mese, un importo che da 5,49 euro all'ora passa a 7,93 euro, e quindi un riconoscimento importante a livello economico, cambiando il contratto, passando a quello multiservizi solo per la parte economica. Sentiamo proprio il segretario Caputo della Fesica Confsal cosa ci ha detto ieri.
Ai dipendenti museali che da tempo chiedono un adeguamento di salario o un cambio di contratto è finalmente arrivata la buona notizia. Dal 1° luglio ai lavoratori dei civici musei sarà applicata la parte economica del contratto multiservizi, corrispondendo a ciascun dipendente 420 euro lordi in più in busta paga. Dall'importo di 5,49 euro l'ora si passa a 7,93 euro l'ora, per un complessivo mensile che arriva a 1.371 euro lordi. Un risultato, ha dichiarato stamattina il sindacato Fesica Confsal, che è merito della pressione che il sindacato ha svolto su stimolo dei lavoratori, i quali hanno partecipato alle numerose iniziative di sciopero, aiutata poi dalla politica locale, i gruppi di opposizione in particolare, all'aiuto dell'assessore Giorgio Rossi e all'enfasi mediatica che la stampa ha fornito in questi mesi. I 62 dipendenti vedranno l'aumento a partire da luglio. L'accordo previsto è annuale ed ha scadenza il 14 giugno del 2024, ma con la possibilità di prorogare i termini con importi che potranno soltanto aumentare e non tornare a quelli contestati. Siamo riusciti a fare un accordo e quindi si interrompe questo tipo di contratto, va bene, e viene applicato la parte solo economica del contratto multiservizi, con una differenza enorme, perché si tratta di un contratto che porta una differenza media all'incirca di oltre 400 euro di aumento mensili che scatteranno col 1° di luglio. Stando al sindacato, il pacchetto finanziario totale che consente l'adeguamento salariale, formalizzato con il cambio di contratto, è di 310.000 euro annui, con l'Europromos che mette sul piatto 180.000 euro e il comune circa 130.000 euro, sebbene dal municipio c'è un richiamo alla prudenza. Fintanto che l'iter non sarà concluso, si può parlare di una trattativa fluida e in corso, ma non conclusa, dice il comune. Fesica Confsal nell'occasione non ha lesinato un commento critico verso i sindacati confederali, in particolare la CGIL, che nel frattempo si era avvicinata a una soluzione giudicata però deludente rispetto alle richieste avanzate da tempo. Hanno fatto un accordo con una cadenza di 4 rate, dando 120 euro lordi fino a 3 anni praticamente ancora, dando una prima step di 17 centesimi di aumento, quindi portando 30 euro lordi al mese. Capisce che da 30 euro lordi al mese andare oltre a 400 euro al mese è una cosa veramente importantissima. Ritorniamo dunque attraverso la prima pagina del Piccolo a leggere le notizie di quest'oggi per chiudere proprio la pagina principale. Come detto da Addetti dei Musei è stata trovata l'intesa, lo abbiamo appena sentito, poi la Barcolana Rosa di Giù di Chicago, è stato presentato il manifesto della Barcolana, lo vedremo dopo, pagina 27, poi per il musical Un cast di stelle per il fantasma dell'opera, Sara Del Sala, pagina 30 e 31, nella presentazione di questa attesissima opera al Teatro Rossetti. Andiamo alle prime pagine del Piccolo con i timori di Putin. Lo zar torna davanti alle telecamere per placare l'ira delle forze armate e mette pezzi del regime gli uni contro gli altri nel tentativo di controllarli. Ringrazio i militari che hanno represso la rivolta, abbiamo fermato una guerra civile, ha detto. Cosa invece ha riferito Alexander Lukashenko? Ho chiesto a Putin di non uccidere Prigozhin anche se non sarebbe stato un problema. La risolvono così. Prima missione di Zuppi a Mosca, ma Kiev lo gela, utile solo se ci aiuta con lo scambio di prigionieri. Il cardinale, capo della CEI, nella capitale russa come inviato del Papa. Vogliamo incoraggiare gesti di umanità. Lo scudo di Prigozhin, Lukashenko ha convinto il Cremlino a non ucciderlo. Ora è in un hotel senza finestre, è sospeso il procedimento per ribellione, ma il suo futuro è incerto anche in Bielorussia, dice Lukashenko, che ha convinto lui, Putin, a risparmiare la figura di Prigozhin dopo quello che ormai sembra essere stato palesato come un tentativo di golpe, poi represso. Ancora attorno al dietrofront ci sono diverse versioni. Italiano fermato per droga fugge e riappare ad Abu Dhabi, il giallo a Mosca. Meloni intanto attacca Lagarde e accelera su Panetta, sarà il nuovo governatore. Sfide dell'economia, pagina interna al Paese. Il Consiglio di Ministri avvia l'iter per la nomina che sarà effettiva dal prossimo 1° novembre. Giorgetti parla a braccio, la decisione sul numero 1 di Banca Italia pochi minuti prima del Consiglio dei Ministri. Tassi, nuova stretta della Banca Centrale, più 25 punti a luglio e altri 25 a settembre. La sfida alla BCE, la Presidente dell'Eurotower è giudicata incapace di gestire la macchina. Il banchiere italiano è stato il primo a criticare
apertamente le sue mosse. Ci sono poi diverse posizioni anche della politica italiana, con Matteo Renzi di Italia Viva: Visco ha portato Palazzo Koch sulla strada di una banale mediocrità senza alcun guizzo. Il senatore del Partito Democratico Pier Ferdinando Casini: è una nomina che fa onore all'Italia, a piena condivisione della scelta del governo. Il generale commissario, parliamo del generale Figliuolo, che guiderà la ricostruzione post alluvioni in Romagna, passa la linea Meloni, il vice premier leghista costretto ad adeguarsi a quanto disposto. Tolleranza zero sulle strade, patente sospesa a chi guida ubriaco, sotto l'effetto di droghe o al cellulare. Il nuovo codice approvato in Consiglio dei Ministri, con Matteo Salvini che dice l'obiettivo è ridurre i morti proprio sulle strade. Tra poco vedremo maggiormente nel dettaglio questa novità riguardo al codice della strada. Nel frattempo però ci spostiamo al collegamento con la polizia locale proprio per gli aggiornamenti e le segnalazioni di giornata. Buongiorno. Buongiorno Gugliotta e tutti i telespettatori. Buongiorno commissario De Grassi, cosa ci racconta della nottata e se ci sono appuntamenti in agenda per oggi? Allora, per quanto riguarda la nottata, fortunatamente le nostre pattuglie serali sono state impegnate solamente in interventi di routine e vari controlli soliti, diciamo, e perciò una notte tranquilla per quanto ci riguarda. Devo segnalare invece questa mattina al momento abbiamo tutti l'impianto semaforico di piazza Foraggi, sono spenti. Abbiamo avvisato la CEGA semafori, speriamo vengano ripristinati quanto prima. Dovevamo mandare una pattuglia sul posto eventualmente per viabilità. La via di Listia, ricordo, interessata da una fresatura che va da via Orsera a Largo Pistagliozzi. L'asfaltatura però dovrebbe essere effettuata, penso, stanotte per evitare problemi di traffico. Comunque attenzione, perché la fresatura rende un po' pericolosa la percorrenza, soprattutto in mezzi a due ruote. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto. Da quanto posso vedere nelle nostre telecamere il traffico al momento ovviamente esiste anche l'ora è tranquillo. C'è Bora, per fortuna al momento non abbiamo segnalazioni di danni provocati dalla stessa. Se ci fosse come sempre qualcosa di particolarmente eclatante ci facciamo vivi. Bene, grazie allora al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Parimenti anche a voi. Continuiamo dunque con questa novità, la stretta sulla mobilità e dunque la tolleranza zero sulle strade. Allora, dunque, leggiamo cosa riporta oggi Il Piccolo, poi vedremo anche delle altre testate. Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture: se ti stronchi di canne, bevi e guidi o sniffi e vieni trovato tramite controlli, la patente non la vedi più. Cosa dice Carlo Rienzi, presidente del Codacons? Serve una stretta anche per influencer e youtuber che usano il cellulare alla guida per realizzare contenuti da postare. Difatti è anche uno degli spunti che ha accelerato proprio la volontà di presentare al Consiglio dei Ministri il codice, la modifica per il codice della strada, è anche dato dal caso dello youtuber che ha provocato l'incidente nelle settimane scorse. Analizziamo gli appunti. Tolleranza zero su alcol e droghe. Il nuovo codice della strada usa il pugno di ferro nei confronti di chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe o smanetta con il cellulare mentre è alla guida. Si arriva alla revoca a vita della patente per i recidivi che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi, ha ammonito il ministro dei trasporti Matteo Salvini. La linea più dura viene comunque adottata per gli stupefacenti, perché superando il principio dello stato di alterazione, anche se si è apparentemente lucidi, basterà aver assunto una qualsiasi droga per far scattare automaticamente la sospensione della patente e successivo revoca con divieto di conseguirla per 3 anni. Per la guida in stato di ebbrezza c'è da dire che il DDL, che contiene il nuovo codice della strada, non modifica gli attuali limiti alcolemici suddivisi in 3 fasce, alle quali corrispondono altrettanti livelli di multe, che scattano con il tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 a 0,8, livello che corrisponde a 2-3 bicchieri di vino mandate giù
a stomaco vuoto, poi le sanzioni salgono quando il tasso alcolemico è tra lo 0,8 e l'1,5 e quando supera poi quest'ultimo limite dall'1,5 in poi le sanzioni più pesanti. Il controllo stradale avverrà con prelievo del liquido salivare, permane la sospensione della patente, chiedo scusa, ma se si è già stati condannati per aver guidato in stato di ebbrezza, divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida per 2 o 3 anni, a seconda del reato commesso, con l'obbligo di montare sull'auto l'alcol lock, dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all'alcol. Questa è una delle condizioni nuove sulla tolleranza zero proprio alla guida. Ritiro della patente, ecco i nuovi criteri. Con il nuovo codice della strada sarà più facile incorrere nella sospensione della patente, che diventa ergastolo per chi è recidivo nel mettersi alla guida sotto effetto di alcol o droghe. È il caso del mancato rispetto dei segnali di senso vietato o di divieto di sorpasso e del superamento di 10 km/h dei limiti massimi di velocità, anziché di 40 come fino ad oggi previsto. Anche chi guida con il telefonino in mano va incontro allo stop della patente. La sospensione scatta comunque per chi al momento dell'illecito dovesse avere meno di 20 punti sulla patente e varierà da 7 a 15 giorni a seconda dei punti rimasti. Secondo i dati del MIT però soltanto il 98% degli automobilisti italiani ha meno di 20 punti, quindi la mini sospensione rischia di scattare solo per 2 automobilisti su 100. Tra le infrazioni che fanno scattare la sospensione della patente ci sono quelle che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull'incolumità degli individui in caso di incidente, come la circolazione contromano, il mancato rispetto delle regole in materia di precedenza, il passaggio con il semaforo rosso o la violazione delle norme in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi, e la violazione della distanza di sicurezza tra i veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno. In caso di incidente stradale, i giorni di blocco della patente raddoppiano. Niente patente fino a 24 anni per minorenni sorpresi al volante sotto effetto di droga o senza permesso di guida. Questa un ulteriore restringimento delle norme. Le sanzioni aumentano di 1/3, raddoppiate nel caso in cui sia stato alterato l'alcol lock, poi regole più stringenti per i monopattini. Vediamo in questo caso le novità. L'obbligo di targa, l'assicurazione e il casco per i mezzi elettrici, regole più ferree in arrivo per monopattini e bici elettriche. I monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione. Inoltre i gestori dei noleggi avranno l'obbligo di installare sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città. È poi previsto l'obbligo di uso del casco a bordo dei monopattini a tutti i conducenti, in precedenza previsto esclusivamente per quelli minori di 18 anni. Divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile, è vietata la loro circolazione sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Viene limitato l'ambito di circolazione dei monopattini esclusivamente alle strade urbane, con limite di velocità non superiore ai 50 km/h. Chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote potrebbe dover pagare da 200 a 800 euro, mentre senza targa o copertura assicurativa si rischia una sanzione da 100 a 400 euro. A tutela dei ciclisti, anche quelli con pedalata assistita, arriva invece l'obbligo per le auto di tenere un'adeguata distanza laterale quando si sorpassa una bici. Questo sempre che le dimensioni della carreggiata lo consentano. Scompare l'obbligo di dare sempre la precedenza ai ciclisti, visto che il diritto non esclude il rischio di incidenti, si legge nella relazione del disegno di legge. La precedenza è invece riconosciuta ai velocipedi che circolano sulle ciclabili delimitate dalla striscia discontinua. Queste dunque sono le novità che invece vengono inserite per monopattini e bici elettriche, considerando che quella dei monopattini a livello di noleggio cittadino, tante città italiane d'Europa e mi viene da dire nel mondo ormai ha preso veramente un'ampia diffusione. A Trieste la scelta del sindaco è stata quella di impedire la diffusione del cosiddetto monopattino a noleggio, quindi come abbiamo in città le stazioni del bike sharing, c'era l'idea di creare anche quella sui monopattini, però è stata una secca decisione del comune di Trieste di non attrezzarsi in tal senso, e il motivo, lo dice spesso il sindaco, è perché troppi incidenti, a sua detta,
mettono a rischio l'incolumità di persone e cose nella viabilità ordinaria cittadina. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, abbiamo ancora tutto il capitolo della cronaca locale da leggere dal piccolo, quindi ci rivediamo tra poco con la rassegna stampa. Proseguiamo la lettura delle notizie di questa mattina dal quotidiano Il Piccolo. Al via in Parlamento l'iter per ripristinare le province elettive. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera la proposta di modifica dello Statuto. Per tagliare il traguardo serve una doppia votazione a Montecitorio e Palazzo Madama. Deve passare dunque attraverso entrambe le Camere l'iter per ripristinare le province in termini elettivi. Le discussioni sulla legge di rango costituzionale si aprirà oggi. La relatrice è la leghista Bordonali. Cosa ha riferito Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali che ha avviato questo percorso di ripristino dell'ente intermedio? Non è sbagliato riconoscere l'errore di aver inseguito l'antipolitica, dice Roberti, in merito all'abolizione delle province votata in passato anche dal centrodestra. Roberti giudica ora il via dell'iter della norma un'ottima notizia per la Regione e l'amministrazione Fedriga. Si torna a dare peso alla politica, l'obiettivo è arrivare alle province elettive a questo punto assieme alle regioni ordinarie probabilmente nel 2025. Questo il traguardo che ha visto l'assessore studiandosi il da farsi. Cosa invece replica l'opposizione con Diego Moretti, che è capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale? Misura inutile, dice, leggiamo, la volontà di reintrodurre le province dopo che il Consiglio regionale le ha abolite all'unanimità è inutile, frutto di una logora propaganda e anacronistico per una regione che con 1.200.000 abitanti avrebbe bisogno di un sistema più snello basato su regione e comuni. Fedriga, prevedendo nuove poltrone, crede forse di incentivare la partecipazione democratica? Questo è il quesito e dunque le affermazioni del capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti. Autostrade Alto Adriatico, la Giunta completa il Consiglio di amministrazione, il prestito da 100 milioni, la concessionaria della 4, dopo la designazione di presidente e vicepresidente, la Giunta Fedriga ha completato ieri la lista dei componenti del nuovo CDA di Autostrade Alto Adriatico, indicando 3 nominativi che definiscono il quintetto alla guida della concessionaria della 4. Il Consiglio di amministrazione riceverà oggi il crisma ufficiale da parte dell'Assemblea dei soci, mentre la Regione stanzierà con l'assestamento di bilancio un prestito da 100 milioni di euro per dare liquidità alla società in attesa che affluiscano nelle sue casse i 750 milioni dei mutui stipulati con BEI e Cassa Depositi e Prestiti. Il nuovo assetto societario della concessionaria subentrata ad Autovie Venete è passato ieri in giunta, riunitasi in modo inconsueto di martedì per fornire i nomi a beneficio dell'assemblea di oggi. Dopo il voto favorevole da parte della Giunta per le nomine del Consiglio regionale dei nomi proposti dall'esecutivo per i ruoli di presidente e vicepresidente, evidenzia l'assessore alle finanze Barbara Zilli, la Giunta regionale ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione che sarà formato da 5 componenti. Accanto al presidente Gabriella Fava e al vicepresidente Tiziano Bembo, già vicepresidente di Autovie Venete, nel nuovo Consiglio di amministrazione siederanno i consiglieri Valentina Graberi, Zoro Grattoni, anche lui già presente nelle CDA di Autovie, ed Elena Buson Nicolodi. Se i primi 2 nomi dell'avvocato milanese e del vicepresidente veneto uscente hanno valore tecnico, per quanto Fava sia considerato nome gradito al ministro Giorgetti e Bembo uomo vicino al governatore del Veneto Zaia, il terzetto emerso ieri ha una coloritura prettamente politica. Il geometra Grattoni viene da una lunga carriera di amministratore della Lega a Udine e ha corso nelle ultime regionali per il Carroccio con 206 preferenze, mentre l'imprenditore Buson Nicolodi, lo ha fatto per Fratelli d'Italia Gorizia con 194 voti personali. La commercialista 29enne Graberi viene dalle 76 preferenze ricevute alle comunali di Udine, invece in questo caso in quota Forza Italia.
Ricette mediche elettroniche caricate sulla tessera sanitaria, sistema a regime da settembre, accordo con i farmacisti per l'accesso al fascicolo online dei pazienti. Entro settembre le ricette mediche verranno caricate direttamente sulla tessera sanitaria dei pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia, liberando così i cittadini dalla necessità di presentarsi in ambulatorio a ritirare il documento cartaceo con la prescrizione per i farmaci. Una vera e propria svolta questa, contenuta nelle pieghe dell'accordo triennale firmato dalla Regione con le associazioni che rappresentano le farmacie, e cioè Federfarma, Assofarma e le farmacie unite. Capitolo risparmi, acquisti centralizzati con i farmaci più costosi per ottimizzare le spese, stato di agitazione del personale Asuggi, anche Riccardi all'incontro in prefettura, sindacati divisi dopo lo stop ad assunzioni e rinnovi dei contratti, l'assessore annuncia alcune soluzioni, Riccardo Riccardi conferma di essere impegnato a trovare una soluzione al caso Asuggi, che interessa decine di lavoratori a tempo determinato e a rischio mancato rinnovo da inizio luglio in conseguenza dello stop ad assunzioni e proroghe imposto dalla Direzione Centrale Salute della Regione per sforamento dei limiti di spesa del personale. Per questo, anticipa l'assessore regionale, sarà presente domani al tavolo di conciliazione. Riferimento alla convocazione in prefettura per giovedì 29 giugno a seguito dello stato di agitazione proclamato da CGIL, CISL, FIALS, ma Riccardi spiega di essere impegnato pure su un altro tavolo, quello del confronto tra sindacati, con tanto di attacco di UIL, FPL e Nursind, che rivolti ad altre sigle parlano a proposito dell'incontro di oggi di farsa che suona come azione di mero proselitismo per raccogliere consensi. Queste le critiche sindacali. Natura a rischio nelle arnie della Slavonia e strage di api, sotto accusa finiscono gli spray anti-zanzare, apicoltori in ginocchio a causa della moria di migliaia di animali, la produzione di miele crollerà, il disinteresse delle istituzioni, questi gli allarmi lanciati. Collegamenti via mare, qui il capitolo turistico da Trieste fino a Lussempiccolo riprendono i viaggi in aliscafo, il servizio sarà attivo fino al 3 settembre, tappe a Pirano, a Parenzo, a Rovigno, prezzi dai 14 ai 53 euro, andata e ritorno. In questo schema ci sono difatti i collegamenti con i prezzi, gli orari e le destinazioni. Parte oggi a Capodistria il noleggio dei monopattini per ridurre le auto in centro, ne parlavamo prima rispetto alle decisioni del governo italiano, in questo caso però siamo a Capodistria, quindi la decisione sulla regola dell'uso del monopattino è tutta interna alla Repubblica di Slovenia. Per l'attualità, piantata a Gorizia, metà 800 la vigna più antica dell'intera regione, dal 1851 ogni settembre regala grappoli di Malvasia istriana, il primato isontino emerso dal report del Consorzio Colli Orientali. Nelle pagine seguenti l'economia, la strategia europea di Fincantieri, oggi bisogna unire le forze su difesa ed energia, sfide come quella della S-Tex non più attuale, è il momento della cooperazione non delle fusioni, l'idrogeno sarà la nuova frontiera. Caltagirone contro la lista del Consiglio di amministrazione generali, modello adottato nel mondo, l'audizione del costruttore alla Commissione Finanze sul tema, competitività dei capitali nella pagina economica del Piccolo. Agrusti, Confindustria lancia in Ghana una academy per formare manodopera, il progetto del presidente di Alto Adriatico per risolvere il problema del mercato del lavoro in regione. Andiamo alle pagine della cronaca locale, pagina dunque 18 per il Piccolo che apre con la morte del giovane Federico, muore a 17 anni cadendo in moto a pochi metri da casa, impatto fatale per Federico Uisman, studente e promessa del calcio. Nessun altro mezzo coinvolto nell'incidente, è stato il padre a scoprire il corpo del ragazzo a terra. Sul posto, oltre al personale medico-sanitario, anche i carabinieri di Orisina, allertato il PM di turno Riolino, perché comunque è aperto un fascicolo sulle cause dell'incidente. Esuberante e ben educato, i suoi occhi brillavano di allegria e voglia di vivere, la commozione della comunità del Carso e dell'ambiente calcistico, il suo attuale allenatore, talento in campo, esemplare fuori, l'ex sindaco Pisani, molto radicato nel nostro comune. Il ragazzo era conosciuto e ben voluto veramente da tutti, nonché poi anche bravo calciatore
stava dimostrando di voler crescere anche sportivamente con il pallone tra i piedi. Universitario perde la vita sulla strada regionale 351 a Ruda, ancora un incidente, in questo caso in Friuli. Altro dramma, ieri era iscritto all'Ateneo Giuliano Enrico Fedele, altra tragedia della strada nella giornata di ieri, in questo caso nel comune di Ruda. A perdere la vita è stato un ragazzo di 20 anni, Enrico Fedele, residente a Rivarotta di Teora assieme ai genitori e al fratello minore. L'incidente è lungo la strada regionale 351 località La Fredda, nel tratto che prende il nome di Via Europa Unita. Ieri pomeriggio avrebbe dovuto sostenere un esame nel Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste, dove era iscritto, ma prima di raggiungere l'Ateneo Giuliano aveva deciso di fare un giro in sella alla sua moto. Un momento di svago dopo l'ultimo ripasso, poco prima delle 14, purtroppo la tragedia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che si è verificato in un tratto rettilineo. Lo studente friulano in sella alla sua motocicletta Aprilia stava percorrendo la strada regionale 351 con direzione Gorizia. Giunto all'altezza della località La Fredda, ha perso il controllo delle due ruote e dopo essere caduto è finito sulla corsia opposta di marcia. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un veicolo Fiat Scudo condotto da una donna di 26 anni di nazionalità tedesca, residente in Germania, che viaggiava con un'altra persona. Il furgone ha travolto lo studente. Immediata da parte di alcuni automobilisti la richiesta di soccorso, poi purtroppo vano il tentativo di salvare la vita anche a questo giovanissimo che ha perso così la vita lungo le strade in Friuli in questo caso, ma insomma poco importa, sempre un giovane che se ne va in maniera prematura. La prima cittadina del comune di Morrupino, Cosmina, conosco bene la famiglia, torniamo a parlare di Federico, morto ieri a Morrupino. Un'altra morte assurda di un giovane, siamo tutti sconvolti. Il presidente del CRAS, Kozman, era rimasto uno dei nostri, il migliore della sua generazione, si ricorda così con la commozione anche il presidente del CRAS Repen riguardo alla giovane promessa del calcio Federico. L'incendio di Via di Vittorio, ancora cronaca, mistero sulle cause. Nel rogo è morta la 51enne Monica Battisti, istituito un pool investigativo per scoprire l'origine delle fiamme. Il dramma di lunedì mattina resta ancora un mistero, scrive Giampaolo Sarti. La causa che ha scatenato l'incendio di lunedì mattina nell'appartamento Il Civico 22 di Via di Vittorio, al quarto piano, nel grattacielo Ater, nel rogo, è deceduta la 51enne triestina Monica Battisti, anche in questo caso un'altra tragedia. Sul caso è stata aperta un'indagine affidata al pubblico ministero Matteo Tripani della Procura di Trieste. Non è ancora stato deciso se la salma della donna sarà sottoposta ad autopsia, ma stando alle informazioni fin qui disponibili, con molta probabilità è stata fatale la quantità di monossido di carbonio respirata dalla vittima. Quando sono arrivati i soccorsi, la 51enne è stata trovata senza vita in un corridoio con il corpo parzialmente ustionato. Nell'appartamento c'era anche il figlio 33enne della signora, pure lui ha inalato i fumi della combustione e ha subito una intossicazione, fortunatamente senza gravi conseguenze, ed è stato ricoverato in ospedale per tutti i dovuti accertamenti. Ancora cronaca in questa pagina, tenta di dare fuoco ai tavolini del locale, l'arma lo blocca, una pattuglia dei carabinieri durante un intervento, in questo caso a San Giacomo, alla fine del mese scorso. Il titolare della pizzeria Latana, ubicata nei pressi di Campo San Giacomo, aveva denunciato ai carabinieri di Via Delizia di aver subito nel corso della notte precedente un danneggiamento agli arredi esterni del proprio esercizio. È stato bloccato il responsabile. Stabilimento Kral, quinto furto subito dall'inizio dell'anno, rubati cibo e bevande. Non c'è pace per lo stabilimento balneare del circolo dopolavoristico dell'autorità portuale, il Kral, in Porto Vecchio. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti si sono introdotti per rubare cibo e bevande ed è il quinto colpo dall'inizio della stagione. Di Piazza, sottopassaggio chiuso e moduli con VC in Piazza Libertà. La decisione del sindaco, intanto manifestazione dei migranti ieri sotto la prefettura. Ho deciso che per ora chiuderemo il sottopassaggio che da Piazza Libertà accompagna verso la stazione ferroviaria, facendo anche sistemare temporaneamente un container con i servizi igienici in un punto dell'area dove c'era
la sala Tripkovic. Lo ha detto ieri il sindaco di Piazza, interpellato proprio sull'argomento, contestualmente alla manifestazione, diciamo, chiamiamolo un sit-in spontaneo di un gruppo di richiedenti asilo sotto la prefettura. Cosa ci racconta Marco Stabile? Lo sentiamo. Viviamo in strada da mesi, vogliamo un posto dignitoso dove stare. Questo è l'appello di una cinquantina di migranti che questa mattina hanno inscenato una manifestazione improvvisata davanti alla prefettura di Trieste per il diritto ad un asilo dignitoso con un adeguato ricovero notturno. Una situazione scaturita dalla saturazione dei posti in accoglienza diffusa a seguito dei mancati trasferimenti in altre regioni, allarme scattato dai primi di giugno, come sottolineato ieri dal presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Oggi siamo arrivati a quasi 300 persone in strada e questo è collegato al fatto che in tutto giugno, che ormai sta finendo, sono stati fatti 30 trasferimenti, quindi tutte le persone che sono arrivate a giugno sono state abbandonate. Una situazione questa che si è riversata direttamente in Piazza Libertà, al Silos e nei magazzini retrostanti gli stabilimenti balneari Crale Ferroviario in Portovecchio, dove molti migranti sono andati a dormire nell'ultimo periodo. Ieri intanto, proprio su Piazza Libertà, è partita l'operazione di recupero igienico e messa in sicurezza voluta dall'amministrazione comunale. Ulteriori le novità in arrivo anticipate stamani dal sindaco di Piazza. Questa mattina sono stato un'ora in Piazza Libertà, la situazione è drammatica e innanzitutto chiudo i sottopassi perché non sono più dei sottopassi, sono dei VC. E allora a questo punto li chiudo e così risolviamo. Metto i container come VC dove c'era l'ex Tripovic e così cerchiamo almeno di risolvere parzialmente quella che è diventata ormai un VC a cielo aperto. Insomma. Un rammarico perché erano stati fatti da poco, no? Questi sottopassaggi, mi ricordo che... È stato un errore farli, nel senso che quando abbiamo deciso di fare l'attraversamento a raso non serviva a farli, però adesso che ci sono li chiudiamo, ripeto, perché questi adesso li hanno presi come VC a cielo aperto. Quando saranno chiusi? E adesso bisogna fare la gara, fare il progetto, perché bisogna chiuderli, cioè non metti un cancelletto perché altrimenti saltano oltre, devi chiuderli proprio. Questione di mesi, conoscendo le gare pubbliche con la tempistica necessaria per formulare proprio la modulistica. Il primo servizio svolto con l'arma per 22 agenti della polizia locale, la pistola Glock, all'esordio nella fondina del personale della giudiziaria in Borghese e dell'operativo territoriale. Una lunga fase preparatoria, adesso bisogna arrivare a 230 addetti entro l'anno, la dotazione permetterà i pattugliamenti notturni. Come funziona la semiautomatica scelta per Trieste? È una Glock 17 quinta generazione, in cui si è armata dunque la polizia locale, sono 17 i colpi, la lunghezza della canna Marksman Barrel con rigatura poligonale migliorata è di 114 mm, quella totale è di 202, se non ricordo male, l'anno di fabbricazione e di esordio di quest'arma è del 2017. Bagno rinfrescante per i cani scortati da volontari Astad nella spiaggetta del Terzo Topolino a Barcola. Le calde giornate suggeriscono per nulla sottovoce una rifrigerante gita al mare e il rifugio Astad di Trieste coglie dunque il messaggio. Lunedì per alcune ore durante la mattina un gruppo di cani ospiti del rifugio Opicine è stato accompagnato da alcuni volontari nella spiaggetta di Barcola sotto il Terzo Topolino per una nuotata, una rinfrescante o semplicemente un momento a contemplare quel mare che raramente hanno l'occasione di vedere gli stessi amici a quattro zampe. Addetti dei musei, nuovo contratto a 420 euro lordi al mese in più. La conclusione della lunga vertenza ha fatto salire le retribuzioni orarie da 5,59 a 7,93 euro. La Fesica Comsal rivendica il risultato ottenuto nel confronto di Europromos e del Comune di Trieste, ringraziando gli stessi per l'impegno che hanno profuso proprio per arrivare al risultato. Ringraziamento che la stessa Fesica Comsal ha anche allungato alla politica locale, con i gruppi di opposizione in particolare che hanno fatto pressing, ma poi anche l'assessore Rossi che ha mediato questa trattativa, che però dallo stesso municipio è stato ribadito trattativa che deve essere ancora completata del tutto e quindi si attendono le firme per questa decisione. Sibi Partisan in comune alla panchina per Zoratti in memoria del musicista scomparso a marzo, la panchina che sarà intitolata Zoratti in Cavana. Poi relax sostenibile
La differenziata si fa anche al mare, riproposta l'iniziativa che ha ottenuto già lo scorso anno un notevole riscontro. La presentazione dell'iniziativa all'Ausonia con l'assessore Michele Babuder, qui lo vediamo in foto, in compagnia anche del personale di Acegas, portare la differenziata anche sul bagnasciuga, e questo è l'obiettivo del progetto Un mare di differenziata presentato ieri mattina nello stabilimento Ausonia dal Comune di Trieste assieme ad Acegas, APS e AMGA. Dopo il successo della scorsa edizione ritorna anche per questa stagione estiva la promozione di un'iniziativa ambientale allo scopo di spingere sempre di più i triestini a selezionare i rifiuti, contrastandone così la dispersione in mare. E dunque l'iniziativa ieri presentata, come detto, all'Ausonia. Altre notizie: il murale dell'Arciere disegnato dai ragazzi di Non Uno di Meno in via dell'Istria contro la dispersione scolastica. In questa iniziativa c'è stata la foto della presentazione proprio in via dell'Istria. Catalogo online per il patrimonio dei musei civici, il lancio ieri a Palazzo Gopčević, dalla preistoria agli eventi del Novecento, dalle mummie ai manga, dai dinosauri alla fotografia digitale, preziosissimo e variegato patrimonio culturale custodito nei musei civici di Trieste, sarà consultabile attraverso una nuova performante piattaforma online. Ieri pomeriggio nella sala Balzen di Palazzo Gopčević è stato infatti presentato il nuovo catalogo integrato dei beni culturali del comune, alla presenza dell'assessore Rossi, del responsabile dei civici musei Stefano Bianchi e della responsabile della fototeca Claudia Colecchia, nonché dal conservatrici Anna Krekic e Michela Messina e dal digital manager del DM Cultura Marco Ranieri. Andiamo avanti con la kermesse invece a Muggia. Torna infatti proprio a Muggia il Festival del Circo Contemporaneo, 5 giorni di divertimento dal 5 al 9 luglio con gli artisti del Muia Baskers, Chapiteau in Piazzale, Alto Adriatico, di esibizioni da Piazza Marconi alle Calli. Questo è un artista del Muia Basker Festival, è un'immagine d'archivio in una delle scorse edizioni, con il vice sindaco del Conte che dice: tanto pubblico in arrivo, sarà un successo, anteprima a Gorizia il 1° luglio. Ancora notizie sia all'Antenna Visugliano, ma controlli necessari a Duino Risina, l'ordine del giorno del Consiglio del municipio. Mare e Vitovska a Duino venerdì, il via al castello con la rassegna enoturistica. Il prefetto a Monrupino visita alle ex caserme, l'incontro istituzionale alla presenza del sindaco Cosmina. Alla Barcolana 55 è presentato il manifesto Forti in mare nella vita, il poster di Barcolana 55 celebra il ruolo delle donne. L'azzurro del golfo e il rosa delle vele, così l'iconica artista statunitense e pioniera femminista Judy Chicago ridisegna la manifestazione simbolo di Trieste nel nome dell'identità femminile. Qui in foto vedete il presidente della società velica Barcola Grignano Mitia Gialuz e l'amministratore delegato di Illy Caffè Cristina Scocchia alla presentazione del nuovo poster della Barcolana. La protagonista arte sociale dice: la mia intera carriera è dedicata a trasmettere messaggi ed evitare la cancellazione della storia e della voce delle donne, spiega l'artista Judy Chicago. La mia collaborazione con Illy e il manifesto creato per Barcolana 2023 spero illustrino che l'arte può essere un mezzo di trasformazione per il cambiamento sociale e la crescita intellettuale. Sono entusiasta che la mia visione sia stata condivisa in questa scelta. Il più noto e discusso è quello di Marina Abramovic nel poster di Barcolana 50. La Abramovic e Illy Caffè hanno voluto sottolineare un aspetto semplice quanto cruciale: anche a bordo di barche diverse navighiamo tutti sullo stesso pianeta, che va custodito giorno dopo giorno, un messaggio che nel linguaggio dell'arte diventa universale. Il manifesto del mezzo secolo celebra quanto discusso, associato così all'elemento grafico dell'artista ai valori della vela. Lo ricorderete, è qui in piccolo il manifesto We Are in the Same Boat che aveva ideato la stessa Abramovic per i 50 anni e il 50° della Barcolana. Poi ci sono altri esempi, la prima nel 2015 con la Barcolana del 2015, 3-11 ottobre, la settimana di riferimento. Questa era la grafica con tutti questi colori,
e la scelta poi anche di quella dell'anno scorso dei valori unificanti, un'impronta digitale le cui creste sono delle maree colorate con 11 scritti che rappresentano valori che uniscono le persone. Questo è il manifesto di Barcolana 54, la proposta del 2016 dalla Vespucci, manifesto Barcolana 48, nasceva insieme alla nuova immagine grafica della regata e veniva presentato a bordo proprio della Vespucci. Arriva il Circolo di Vienna, divieti e allestimenti in Piazzale Puglie, a Ponziana, quindi i divieti che si vedono in foto, lo sfalcio inesistente all'Ater, qui ciò che non va da parte di Adriano Benericetti, l'Ater domanda la gestione delle aree verdi in zona Paesiello Zandonai all'Arteco Servizi che con appositi cartelli indica entro il 15 maggio la fornitura del primo sfalcio. Oggi siamo il 24 giugno, lettera di qualche giorno fa, e nonostante le molteplici segnalazioni nessuno si è fatto vivo. Questo succede ogni anno, ha lamentato questo cittadino. Angelo Ventrone, la strategia della paura al caffè San Marco. Abbiamo poco tempo per chiudere la rassegna stampa, andremo veloci nelle seguenti pagine. Carpenter e Jaden, il fantasma è sempre stato nella nostra vita artistica, lo spettacolo resterà in scena dal 4 al 16 luglio, le prove sono tutte in corso in Italia, tutti gli artisti di altissimo livello, diamo una mano con l'inglese ai ragazzi italiani del cast e non vediamo l'ora di visitare la città, hanno detto gli autori e futuri interpreti del musical. Poi i grandi scrittori irlandesi hanno reagito alle censure, viene detto dalla docente di Cambridge, attivista queer. Il saggista terrà domani una conferenza alla Trieste Joyce School. Avanguardia e classicità, un festival mette a nudo Pasolini e il suo doppio. Andiamo poi alle notizie sportive. Canciani, Hermes Canciani, presidente del comitato regionale al lavoro per la nazionale a Trieste, dilettanti, serve un tetto limite per i rimborsi. Qui Riccardo Tosques ha intervistato il presidente Canciani. Benemerenze CONI anche a Barbo, Summer e alla Pallamano per l'evento che ha premiato le società più virtuose. Il caso pergolettese si chiude con un'ammenda all'Unione, ok all'accordo di patteggiamento presentato dai legali della Triestina alla Procura, evitata l'attesa dei tempi del procedimento giudiziario con sanzione di 7.500 euro. Intanto il mercato, l'ex Tessiore va in B con il Cittadella, Bomber Galuppini piace al Trento nelle manovre di uscita della Triestina, waterpolo, beach party con Alabardati e Orchette, l'iniziativa che si è chiusa nei giorni scorsi con il successo di questa nuova edizione. Canoa, attesi oltre 1200 atleti mondiali di Auronzo e poi vietata la maglia 88, cori antisemiti, stop alle gare, pacchetto di regole varate dal governo e dalla Federcalcio per contrastare le derive neonaziste e quindi l'88 non sarà più concesso. Vabbè, andiamo in pubblicità, ci fermiamo dunque per la pausa, ci vediamo tra poco di nuovo in diretta. Riprendiamo la nostra diretta, aspettiamo Sabrina Morena che è in ritardo, intanto dovremmo essere in compagnia di Gianluca Paladin tra poco nei collegamenti esterni di questa nostra mattinata. Uno dei focus di quest'oggi sarà dedicato alla galleria di Piazza Foraggi. Proprio per l'occasione vedo pronto Gianluca Paladini in compagnia del consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati davanti ai cancelli, perché le chiamiamo così per adesso, della galleria Montebello. Gianluca, buongiorno, a te la linea se ci senti. Se non ci senti la linea te la diamo tra poco. Io ti vedo pronto proprio con lo stesso Salvati per, immagino, fare un attimo di punto della situazione, con lui più la polemica che il punto. Di nuovo a te. Non ci siamo? Ok, come non detto. Allora continuiamo la rassegna stampa, eravamo allo sport. Adesso c'è, allora andiamo da Gianluca Paladin, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno, ben ritrovato. Allora siamo con il consigliere del Partito Democratico Luca Salvati davanti a Piazza Foraggio, meglio davanti alla galleria
di Piazza Foraggi, luogo simbolo anche di battaglie che voi dell'opposizione state portando avanti in Consiglio Comunale. Sembra che stiano lavorando, perché vedevo che prima c'era un tecnico che stava forse lavorando alle luci sopra la galleria. Allora Salvati, qui voi è da tempo che chiedete di partire, no? Beh, intanto buongiorno a tutti. La galleria, ricordiamo che l'annuncio, perché purtroppo sono stati dati tanti annunci, non solo per la galleria di Piazza Foraggi ma anche per altre opere, vedi il tram, che poi non sono, come dire, non sono riscontrate le realtà. L'annuncio iniziale era di 40 giorni, oggi siamo arrivati a 400, quindi 10 volte tanto. Parliamo di 8 proroghe che sono state date per i lavori alla galleria. Ecco perché noi riteniamo assolutamente che l'amministrazione deve chiedere le penali alla ditta proprio a risarcimento, almeno parziale, perché di questo poi si tratterà, dei residenti, anche perché tutta una serie di proroghe che sono state concesse, vedi l'ultima per quanto riguardava tutta la parte elettrica, è impossibile che non se ne fosse a conoscenza, o se non se n'era a conoscenza sarebbe a dire ancora peggio. Quindi ci sono tutta una serie di danni che sono stati fatti, se pensiamo anche a tutti i cittadini che le spese che hanno dovuto trattenere per la benzina, per fare sicuramente una strada molto più lunga, torno a dire per 400 giorni, le complicazioni delle famiglie, gli operatori economici che hanno visto un crollo della loro attività. Lei ha sentito anche questi cittadini, queste famiglie, e tra l'altro andava molto spesso in giro per i rioni già da consigliere circoscrizionale a sentire le problematiche, no? Devo dire, allora, conosco diverse famiglie che abitano in zona, conosco anche diversi operatori che fanno commerciali che stanno Gianluca, nella parte di via Baiamonte, via De Ronchetto, che attestano a tutti gli effetti il crollo delle attività che c'è stato e quindi che si trovano in situazioni veramente molto difficili dal punto di vista economico. Allora noi, Bernardo, ci fermiamo un attimo così poi parliamo anche con il consigliere Salvati di altre urgenze qui nella città di Trieste e ci risentiamo fra un paio di minuti. A te la linea. sì, grazie, così sistemate il microfono, cambiatelo, andate a cavo senza che perdiamo altro tempo, perché tanto qua mi pare di aver capito che ogni volta che ci riproviamo questo microfono va sempre alla stessa maniera. Andiamo a vedere lo sport. Italia tra Norvegia e Biscotto, la vittoria può non bastare, europei under 21, azzurri fuori, se Svizzera Francia finisse 3-2 o 4-3. Abbiamo visto anche in passato diversi risultati un po' sospetti quando si trattava di qualificazioni con l'Italia di mezzo. Calciomercato, Thuram è un giocatore dell'Inter, ieri l'arrivo a Milano per le visite, Marcus Thuram è pronto a diventare un giocatore dell'Inter, l'attaccante classe 97 figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus, Lilian Thuram per chi se lo ricorda, è atterrato infatti ieri mattina a Milano per le visite mediche di rito per la firma del contratto che lo legherà al club nerazzurro. Thuram arriva a parametro zero dopo aver disputato le ultime 4 stagioni in Germania vestendo la maglia del Borussia Mönchengladbach. Intanto il Milan ha ufficializzato l'arrivo di 2 portieri, Marco Sportiello per la prima squadra e il giovane francese classe 2005 Noah Ravergui. Per la primavera ha trovato un accordo di massima con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, anche lui oggetto del mercato. Rabiot, altro anno insieme, sono felice, questa è la mia casa, centrocampista francese resta alla Juventus, c'era in corso la trattativa proprio per la sua permanenza a Torino. Il basket, Fantome Zacchigna, rodaggio ok verso gli europei, la nazionale under 20 di Legovic, assistant coach, ha vinto il torneo di Domegge con 2 triestini nel roster. Per la vela, l'Ocean Race, il verdetto è nelle mani dei giudici, lo scafo di Klapčić, secondo per 1 punto, è vittima di un incidente provocato da un'altra barca, fa dunque ricorso. Il Mugesano Geiger centra l'oro mondiale a squadre con la nazionale Optimist, qui vediamo proprio Tommaso Geiger e altri giovanissimi che hanno vinto il mondiale a squadre con il tricolore in mano. Vedo che abbiamo anche una telefonata, quindi andiamo a sentire chi è in linea con noi. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno? Posso? Prego, sì, ci dica, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo avvisare tutto il popolo di Trieste, il popolo del Friuli Venezia Giulia, visto che voi siete una trasmissione molto seguita, di andare a firmare il referendum contro la guerra per non l'invio alle armi, per l'astensione d'Italia di tutte le guerre e che i soldi
che i soldi che vengono spediti alle armi vengono girati alla sanità pubblica. Tutti quanti possono andare nel proprio comune di residenza e porre una semplice firma. Vi ringrazio tutti quanti. Ma a Trieste dove e quando? Guardi, a Trieste fino al 22 luglio c'è questo referendum e si può andare nei comuni o a trovare i banchetti in giro per Trieste, ma comunque in ogni comune. Scusi? Sì. Comunque in ogni comune di residenza, nel proprio comune, si possono trovare i fogli da firmare, i moduli, che è una cosa importante. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a lei per questo messaggio, buona giornata. Questo è l'invito del telespettatore. Abbiamo delle mail, avete appena dato le previsioni di sabato 24. Ok, nel meteo durante la pubblicità. Io sono qua dentro lo studio e non so cosa succede al di fuori. Buongiorno, è la seconda volta che mettete previsioni la scorsa settimana. Va bene, lo segnalo. Segnalo che le previsioni del meteo che sono andate in onda durante la pubblicità sono di sabato 24, quindi da aggiornare. Andiamo di nuovo da Gianluca Paladin, di nuovo a te con il consigliere Salvati. E di nuovo buongiorno Bernardo, sì, col consigliere Salvati che adesso ci dirà anche altre urgenze che sentite per la città di Trieste. Intanto dovrebbero partire i lavori anche di Acquamarina, no? Beh, noi sappiamo che per Acquamarina si dovrebbe procedere con la demolizione. Diversi sono i messaggi e le segnalazioni che ci arrivano da componenti del comitato, ma non solo, anche dai tantissimi utenti che in questi anni si sono trovati proprio per la funzione che svolge Acquamarina, quella di riabilitazione per determinate patologie, e non esiste a Trieste una struttura che sia stata capace di sostituire Acquamarina in questi anni, quindi si spera che finalmente, anche questa una annosa vicenda, si parta appena con la demolizione. Ecco, poi tra l'altro mi parlava di una questione in sospeso ad Altura. Che cosa succede in quel rione che, tra l'altro, aggiungo io, è un rione dove più volte i cittadini mi pare abbiano chiesto che venga rivitalizzato con servizi, un punto di aggregazione, un supermercato piuttosto che altro? Beh, su Altura diciamo che da più di un anno a questa parte abbiamo svolto una serie di incontri grazie alla Lega SPI CGIL di Domio e al Comitato di Altura, una serie di incontri con i residenti, dove è emersa in maniera importante, tanto che poi sono state inviate tutta una serie di missive ai capigruppo e anche al resto dei consiglieri, dove si chiede per l'appunto di rivitalizzare il rione avviando non un centro commerciale, perché i centri commerciali ad Altura abbiamo visto non riuscirebbe ad avere uno sviluppo, ma sicuramente una serie di negozi rionali, vedi un bar, vedi quello che può essere il parrucchiere. Cosa succede? Succede che la scorsa settimana abbiamo avuto l'incontro in commissione con l'imprenditore di Immobiliare Flora Saliasi, che per l'appunto hanno acquistato quello che è l'ex centro commerciale delle Coop ad Altura, il quale ha riferito che per ben 2 volte ha chiesto all'amministrazione prima una permuta nel novembre del 2022 con la struttura Don Marzari, poi invece a marzo attraverso una PEC ha dato all'amministrazione la sua disponibilità a vendere, quindi al Comune, gli ultimi 2 piani della struttura, no? In modo tale che poi il Comune possa, acquisendo una parte, ovviamente il Comune non può fare da agenzia immobiliare, però può acquisire una parte per darla alla cittadinanza, quindi uno spazio di aggregazione, e per il resto degli spazi farsi promotore, quindi da regia con Asugi, operatori commerciali, per vedere la miglior maniera possibile proprio per rivitalizzare il rione come fortemente richiesto dai residenti. Salvati, guardi, allora adesso stiamo vedendo che, così vedi anche tu Bernardo, è tornato l'operaio a lavorare sulla volta della galleria di Piazza Foraggi. Come Salvati? Non credo sia il sindaco. No, decisamente non è il sindaco, che lo vedremo dopo.
dopo, peraltro, così magari gli chiederemo anche aggiornamenti. Ecco Salvati, cosa mancavano? Le luci? Sì, diciamo tutta la parte del pannello elettrico, no? I quadri, sì, mancano i quadri elettrici. La motivazione della proroga, torno a dire, a noi risulta alquanto, ecco, per essere proprio sottili, alquanto perplessi il fatto che non si sapesse che mancava una cosa di così rilevanza. Ecco perché, e così concludo, a mio avviso sì, c'è poco da essere felici del fatto che si apra la galleria dopo 400 giorni. Felici sì, perché finalmente si va alla conclusione, ma brindare sicuramente no. Ancora il brindisi non si può fare. Qui tra l'altro siamo rimasti incuriositi da questo cantiere che c'è qui alla mia destra in questo caso. Volevamo anche informarci in tal senso, che venga fatto un parcheggio per esempio. Il sindaco aveva dichiarato che sarebbe stato fatto un parcheggio proprio in Piazza Foraggi, e di questo mi pare che anche qua siamo molto lontani dalla realizzazione. Poi lei chiederà conto anche di queste questioni in Consiglio Comunale? Non solo io, sicuramente tutta l'opposizione. Chiederemo come mai anche in questo caso non si sa nulla e come mai ci sono questi ritardi. Ovviamente ci verrà risposto che tutto discendeva dalla galleria, e sulla galleria credo che abbiamo detto veramente di tutto e di più. Allora Bernardo, ti anticipo che più tardi andrò a sentire i cittadini sul nuovo codice della strada che si sta preparando per volere del Ministro dei Trasporti Salvini, via libera in Consiglio dei Ministri, stretta su molte situazioni. Chiediamolo anche a Salvati a questo punto, perché si agirà in diverse materie, per esempio la normativizzazione di monopattini, casco obbligatorio anche per i maggiorenni, e assicurazione e targa, piuttosto che sospensione di alcuni giorni della patente per chi guida ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, per chi è recidivo via la patente proprio, quindi insomma una bella stretta che poi dovrà approdare ovviamente in Parlamento. Noi stiamo riscontrando negli ultimi giorni anche qua nella nostra città diversi incidenti, in questo caso non dovuti ai monopattini. Io credo che sul tema dei monopattini ne abbiamo viste di tutte e di più, quindi andare a regolamentarizzare la materia sia assolutamente, mi trovo d'accordo, e credo che sia importante. Sulla questione invece della sospensione del veicolo, diciamo che le sole sanzioni, a mio avviso, sì, vanno bene, ma non bastano. Ci deve essere tutta un'azione di prevenzione che deve essere svolta in primis anche dalle scuole, perché l'educazione stradale deve essere assolutamente incentivata. Non si può pensare di andare solo e esclusivamente sulla parte repressiva. Quindi insomma bene una stretta, ma per aiutare davvero bisognerebbe educare il cittadino. Guardi, sull'educazione stradale sicuramente è una delle prime forme di educazione. Mi verrebbe a dire che dovrebbe essere anche sull'educazione ambientale, recuperare quel senso civico che poi tanto ci lamentiamo, ma a mio avviso viene fatto poco a livello di progettualità da parte delle istituzioni. Allora Bernardo, immagino che tu sia ancora senza ospite. Ho cercato a questo punto di fare in modo che il consigliere Salvati sia l'ospite esterno. Facciamo così, Gianluca. 20 minuti, anziché... Dimmi Bernardo. Sentiamo una telefonata, magari a rispondere può essere il consigliere Salvati, glielo riferirai tu. Buongiorno. Buongiorno, signor Salvati, volevo chiedere se questa ditta che fa i lavori là, ma sa contare o no? Sa contare o non sa contare? 365 giorni in un anno, ieri sono andati oltre e abbastanza pure. Dovevano fare, invece di fare la galleria, e dovevano fare la via e non si fa niente, perché spero che non si faccia niente, perché è pericolosa e non c'è corrente elettrica per farla funzionare. In più io venivo da Genova nel 70, facevo servizio al calcio di Marassi. Da Murdicinda quanti giorni vedevo il trenino che andava su per a Trieste, non lo so se andrò a fare un giro ancora, prima di morire, sono 77 anni, perciò vorrei fare un giro prima di morire col tram di vicino, non lo so. Questo è il tram. Grazie.
Il signor Antonio è abbastanza terreno fertile per l'opposizione in questo momento riguardo i giorni di chiusura della galleria. Poi sul tram si attendono, eccomi Bernardo, attendono i via libera, no? Sul tram c'è poco da dire ancora, i lavori sono completati, bisogna aspettare che, da quello che apprendiamo, che il Ministero dia il nulla osta per il ripristino del servizio. Esatto, allora Salvati, il cittadino che ha telefonato ha lamentato la chiusura ancora della galleria di Piazza Foraggi e poi ha parlato anche del tram che aspettiamo il via libera del Ministero per partire. Del tram si sta parlando di collaudo ormai credo da diverse settimane, anche su quella vicenda ci sono non poche perplessità e che l'amministrazione abbia una responsabilità a tutti gli effetti. È così, perché non può essere che ogni volta siano solo e esclusivamente le ditte ad avere delle responsabilità, anche perché l'amministrazione svolge un'azione di controllo. Se posso permettermi una cosa mi viene da dire, perché poi ci viene così a volte rimproverato di fare un'opposizione solo distruttiva. Ieri si è raggiunto invece un risultato credo davvero straordinario e che dovrebbe essere un messaggio anche a livello nazionale per tutti gli operatori museali e non solo, tutti coloro che anche gli addetti mensa che versano in condizioni lavorative al limite dello sfruttamento. Alla conferenza stampa della Confsal, che ringraziamo per il lavoro fatto, anche in virtù della Commissione Trasparenza che ho avuto il piacere di chiedere la convocazione a metà maggio, ieri abbiamo ricevuto notizia che i lavoratori di Europromos dal 1° di luglio, attraverso un accordo siglato dal Comune Europromos stessa, riceveranno un aumento stipendiale non da poco, perché si passerà dai 5,49 euro lordi all'ora quasi ad 8 euro dal 1° di questo luglio, che vuol dire in poche parole passare dai 950 euro lordi al mese oggi di retribuzione a 1371. Quindi anche in questo caso, come dire, l'azione dell'opposizione credo che abbia portato dei risultati significativi. E allora grazie al consigliere Luca Salvati, Partito Democratico, per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a tutti e buon lavoro a tutti i cittadini. Gianluca, puoi chiedere? Grazie Bernardo, puoi chiedere a Salvati dimmi Bernardo, su Piazza Libertà cosa ne pensa della chiusura del sottopassaggio che vorrebbe applicare il sindaco? Certamente, allora Salvati l'ho salutato troppo presto. Cosa ne pensa della chiusura che il sindaco vuole fare dei sottopassaggi di Piazza della Libertà? Siamo sempre intorno ovviamente alla questione dei migranti che hanno urinato ovviamente sulla piazza, che insomma quella zona è considerata biglietto da visita di Trieste. Sulla chiusura, anche qua torniamo un po' come prima il codice della strada, sono stanco perché mi arriva sempre in ritardo. Vuol dire non essere ogni mattina con un ospite che mi arriva in ritardo. Non è che non l'abbiamo sollevato il tema, vabbè, abbiamo detto diverse volte che c'era tutta una questione da risolvere, da prendersene cura. Arrivare a questo vuol dire non averla saputo gestire prima, quindi non aver saputo fare prevenzione, vuol dire non aver avuto la capacità di intervenire attraverso servizi con cui il comune può intervenire. E non mi rivolgo solo esclusivamente, non penso alla polizia locale che è appunto la forza dell'ordine del comune, ma penso anche agli educatori che sarebbero potuti essere. Adesso si sta partendo con appunto la sperimentazione di 2 educatori presso via Bonomo. Io credo che anche su Piazza della Libertà si poteva creare una sinergia tra operatori, quindi educatori, forze dell'ordine, ASUGI e quindi tutti coloro, gli attori che avrebbero potuto incidere in maniera significativa in quel luogo. Questo non è stato fatto, o se è stato fatto veramente in maniera non adeguata. Adesso sì che salutiamo Luca Salvati, Partito Democratico, consigliere comunale, grazie per essere stato con noi. Ancora grazie a voi e buona giornata. A te la linea Bernardo e ci rivediamo più tardi da un altro punto della città, ci vediamo dopo. Grazie, poi avremo modo di approfondire anche questa novità introdotta del codice della strada proprio con Gianluca Paladini. Buongiorno e benvenuta Sabrina Morena, ben trovata. Buongiorno. Buongiorno Sabrina Morena, Partito Democratico. Io ho pensato a lei ieri quando il sindaco ha detto che la sua intenzione è di chiudere il sottopassaggio di Piazza Libertà e di mettere i bagni chimici al posto dove c'era la Tripkovic.
scusi se rido, mi è venuta in mente lei cosa. perché è stata una di quelle che più ha battagliato per il mantenimento della Sala Trifkovic in virtù della sua storia, in virtù del suo utilizzo come sostituzione del Teatro Verdi, in virtù di tanti momenti anche insomma piacevoli passati lì, e diciamo che se già il confronto politico vedeva teatro sì, teatro no, ora è teatro no con al posto dei bagni. Diciamo che da parte di chi voleva il teatro e domani si vede dei gabinetti, posso pensare che non sia il massimo. Morena. Sì, no, infatti da una parte appunto ho pensato la stessa cosa stamattina, quando ho saputo, perché è un po' contraddittorio. Allora, diciamo che di fondo ci sono anche cose forse più eclatanti o più importanti o parallelamente, perché io penso che comunque la cultura sia un tema comunque importante, no? Allora lì comunque è stato abbattuto un teatro che aveva i suoi problemi, tutto con problemi di sicurezza, di agibilità, amianto, quello che vogliamo, però comunque era una sala importante che suonava, che in realtà penso ci manchi. E manchi alla città, quindi comunque bisogna trovare un qualche spazio alternativo, eccetera. E quindi c'è proprio questo tema. E devo dire, la piazza, dopo la spianata che ne è venuta fuori, dove per fortuna gli alberi stanno crescendo, anche se io ne avrei voluti di più, perché io dicevo, beh, non facciamo quello, ma facciamo una bella piazza con gli alberi. Intanto si potrebbero mettere delle panchine, no? Perché sappiamo che comunque è importante, cioè abbiamo i turisti, abbiamo le persone anziane, i rifugiati, ci abbiamo tutti insieme, però insomma due panchine lì intorno potrebbero anche stare, proprio perché certo che è un bagno. È anche vero che dei bagni, io dico non chimici, penso dei servizi igienici in mezzo alla città, ne abbiamo anche parlato, ci sono state anche delle mozioni in consiglio comunale da parte delle opposizioni, perché questo fatto della mancanza dei servizi igienici è una cosa rimarcata, devo dire, dai cittadini e anche per esempio dai lavoratori. Abbiamo fatto un'audizione in Commissione Pari Opportunità per i lavoratori, gli autisti e le autiste degli autobus, mancano i servizi proprio igienici, no? Quindi è un tema anche abbastanza grande questo dei servizi igienici, e credo che in una città è importante. Diffuso anche. Però va di pari passo che sotto quelle notizie c'è anche quella che ci sono 100 persone in strada che sono richiedenti asilo, che non hanno un posto, ecco 300 appunto, che non hanno un posto dove andare, ma sono richiedenti asilo. Il diritto d'asilo è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione, dalla Carta dei diritti europei, eccetera, e credo che queste persone è giusto che entrino in accoglienza. Allora ci sarebbe da chiedere perché non entrano in accoglienza. Non ci sono i posti. Ecco, sì, non ci sono i posti a Trieste, ma forse in altri posti d'Italia ci dovrebbero essere, ma difatti, perché il problema è che qui CS... mancano i trasferimenti. Esatto, nessuno chiede appunto che siano accolti a Trieste, ma esiste tutta Italia, cioè come dire, è un po' una questione dei confini. È chiaro che sul confine ce ne sono di più, però il resto d'Italia è pieno di paesi grandi, piccoli, eccetera, che possono prendere persone in accoglienza. Quindi vuol dire che questo che è un tema tra l'altro del governo. Cioè, quindi su questo bisogna insistere, no? Anche, cioè, al di là di fare comunque i servizi igienici, io sono d'accordo, preferirei non proprio vederli al centro della piazza, perché sinceramente, anzi penso che andrebbe fatto un pensiero importante sui servizi igienici. Non lo so se anche lì vicino c'è la stazione, ci sono le due stazioni, la stazione del Corriere, insomma si può fare anche un progetto forse più ampio sui servizi igienici. Tra l'altro appunto io farei un progetto generale su Trieste, cioè non solo in quella zona, perché questa è una richiesta dei cittadini e anche dei turisti stessi. Devo dire che io li vedo spesso aggirarsi
insomma, alla ricerca. Sì, insomma è un segno di civiltà. Le leggo questa mail, poi andiamo in pubblicità però. Sì. Buongiorno, visto che i bagni chimici sotto il sole estivo a 50 gradi non li userebbe nessuno, suggerisco di metterli nel sottopasso che non viene utilizzato, segnalando la nuova destinazione d'uso dello stesso, almeno sarebbero all'ombra, risparmierebbero così la bruttura Poi della piazza. io non capisco questo del sottopasso. C'è un problema forse di odori. Comunque. Sì, comunque io questo del sottopasso anche non lo capisco, perché bisogna chiuderlo, cioè come dire, esiste. E se poi si possono proteggere dalla pioggia delle persone che sono comunque in strada perché non sono trasferite, non c'è niente di male. Lei, cioè non so come dire, non trova... riesco a capire questa idea di chiudo di qua, chiudo di là, senza però risolvere il problema alla base, che è il trasferimento di queste persone. Questo deve chiedere il sindaco al governo. Quindi l'idea di chiudere il sottopassaggio non le piace? Ma secondo me non ha senso, cioè se un sottopassaggio c'è, e visto che c'è, tra l'altro è anche poco usato perché per fortuna hanno fatto tutte le strisce, perché comunque passavano, cioè le persone passano più volentieri lì. Tanto vale che sia un posto almeno dove le persone si possono rifugiare quando piove, per esempio, perché non ci dovrebbe essere, cioè anzi... Andiamo in pubblicità. Anzi, ricordo anche che si poteva fare il centro di un altro centro dormitorio in via Flavio Gioia, come c'era inizialmente questo progetto, anche su proposta del sindaco, che è stato bocciato. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Sabrina Morena del Partito Democratico. È arrivata una mail che proprio riguarda quanto diceva lei poco fa. Signora Morena, sempre pronta a criticare, in Piazza Libertà le panchine servirebbero agli acquirenti del magazzino Mirella per smistare le merci acquistate? Quali anziani andrebbero a sedersi lì? Ma lei lo pensa davvero o no? Scrive Silvana. Ma io lo penso davvero, perché mi capita di passare di là e vedere tantissimi turisti, persone che aspettano l'autobus, che non sono turisti, cittadini, cittadine, e poi forse c'è anche qualcuno che va a Mirella, ma non penso sia un reato. No. E poi insomma siamo una città popolosa, e poi penso che in città proprio manchino panchine per i turisti, penso anche al canale. Io vedo spesso proprio dei turisti seduti sul bordo del canale, perché non c'è una panchina dove sedersi, e penso che sia invece importante. Credo che se vogliamo avere una città vivibile, dove le persone siano accolte, che siano turisti, rifugiati, altri, ma anche i cittadini stessi, perché se una persona è anziana, disabile o non anziana e vuole sedersi lì e stare anche magari all'ombra, perché poi qualche volta è il sole, qualche volta è l'ombra, lì non c'è tutta questa ombra perché ci sono questi alberelli che stanno crescendo, però è chiaro che poi per quella piazza lì ci vuole a questo punto un progetto serio. Immagino che sia dentro questo corridoio, il famoso corridoio verde, di cui però peraltro non se ne parla molto ultimamente. Perché penso che sia in conflitto anche un po' con l'Ovovia, forse una stazione dell'Ovovia ci possono mettere lì? No? Non so, così. Oddio, azzardato. Così, visto ormai che il luogo, essendoci è un vuoto in qualche modo, ormai si può pensare che... Un po' più in uso, se non sbaglio, quarto, no? Sì, lo so che il percorso è diverso, però ormai in questa città così fantasiosa penso che tutto ci si può aspettare. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Solo alla sua ospite, cosa pensa dei clandestini che vengono in tutta Italia, da Lampedusa a Trieste? Sono quasi tutti uomini giovani. La maggioranza dicono che sono minori, però i passaporti si ritrovano nei boschi sul Carso. Perché non vengono rimandati in Slovenia, visto che loro approdo, fra virgolette, prima in Slovenia che in Italia? Si pensa ai bagni chimici quando la fanno dappertutto, perché se lei viene ad Udine in stazione deve vedere il degrado. Ci sono
degli escrementi dappertutto, davanti alla stazione. Perché non vengono rimandati indietro? E poi, sì, questa domanda è semplicissima, perché vengono tutti i ragazzi giovani e non con le loro famiglie? Perché partire da fare una traversata, camminare, lasciare a casa le madri, le mogli, le sorelle, visto che le donne sono pochissime, mi risponda il perché che non vengono rimandati in Slovenia. Grazie e buona giornata. Grazie. Morena, respingimenti fondamentalmente. Allora, intanto farei la domanda opposta, perché non vengono accolti, no? Perché comunque il diritto d'asilo è proprio sancito dalla nostra Costituzione, dai vari diritti europei, anche a livello dell'ONU, insomma è riconosciuto. E i respingimenti quindi sono una cosa proibita, è stata una cosa che è stata anche sanzionata anche a livello nostro, dai nostri tribunali. E quindi chi chiede asilo non può essere respinto. Quindi io penso invece che dobbiamo chiederci, e questo lo dico alla signora, perché queste persone non vengono accolte dignitosamente e civilmente? Perché questa è la domanda da farsi, no? Noi penso che siamo uno Stato che paghiamo le tasse, no? Anche per questo. Non solo per la sanità pubblica, ma anche perché ci siano dei servizi ai cittadini, a chi viene qui, perché sia garantito un diritto che è il diritto di asilo, e quindi credo che queste persone vanno accolte a livello appunto con dignità, con civiltà, dandogli la possibilità di una seconda esistenza, di una seconda vita, perché queste persone sono andate via dal loro paese perché evidentemente nel loro paese ci sono dei problemi. Tante volte molti sono, dovete sapere, soprattutto per quel che riguarda il Pakistan, anche profughi ambientali. Cioè ci sono tante situazioni in cui ci sono stati dei disastri ambientali in tanti di questi paesi. E quindi vengono spesso gli uomini perché comunque appunto le famiglie anche, a parte che tante volte le persone vanno via da molto giovani e arrivano qui dopo 4-5 anni e vengono mandate a parte uno, perché poi da qui magari ricomincia una nuova vita e può sostenere anche la famiglia nel suo paese d'origine. E poi può venire la famiglia, sempre che non venga messi dei paletti anche per i ricongiungimenti familiari, perché io ricordo che anche comunque per tutte le persone, molti dei disastri in mare, no? L'abbiamo visto sia a Cutro che in Grecia, eccetera, c'erano dei arrivavano e viaggiavano delle persone che avevano dei familiari in Europa. E quindi perché non potevano ricongiungersi normalmente prendendo un aereo, eccetera? Perché ci sono delle leggi che ostacolano questo, quando invece andrebbe favorito, no? Proprio perché uno ha una famiglia e spesso queste persone hanno la famiglia. Sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buon Giorgio. Prego. Belle parole quelle della signora, tutto quanto di accogliere, di accoglimento, di queste persone di raggiungimento familiare, tutto quanto. Ma scusi, ma mi sembra che abbiamo abbastanza anche italiani in strada che non hanno lavoro e niente. E siamo un po' per noi. Lei dice di queste persone devono essere accolte e devono avere tutto quanto. Prima siamo un po' per noi, mi sembra che ne abbiamo un po' troppi. Mi sembra che il signor Schiavone e quelli hanno le loro persone che hanno colto. Se non funziona il sistema di smistamento per l'Italia, questo qua non è colpa nostra. E poi devo dire una cosa, perché ho sentito stamattina la galleria. Bernardo? Sì, ci dica.
Ecco, voglio dire quella galleria, sono d'accordo, sono stati fatti troppo proroghe, è stato sbagliato dare tante concessioni, tante proroghe a questa ditta e non ancora i pannelli finiti. Però onestamente, diciamo una cosa, questo sindaco è stato l'unico che ha avuto le palle di chiudere la galleria, di fare il lavoro, perché tutti quanti si sono lavati le mani, perché nessuno aveva il coraggio di chiudere la galleria. Quando sarà finito tutti quanti saranno contenti. Anch'io mi dà fastidio, sono Borgo San Sergio, devo tagliare da un'altra parte per andare Piazza. Sono bloccato e allora prima o poi sarà aperta. Il sbaglio è stato dare tanti proclami di apertura, niente altro. La ringrazio, buongiorno. Grazie, un po' di argomenti di nuovo, sia Migrati che la galleria. Eravamo prima là davanti con il consigliere Salvati, lamentava i ritardi, l'anno superato della proroga dell'apertura dei lavori, mancano questi quadri elettrici, evidentemente manca poco, però quel poco basta per non permettere la sua riapertura. Voi avete anche come gruppi di opposizione, chi siede in consiglio ma anche chi no, fatto una protesta viva proprio fuori dalla galleria qualche settimana fa. Sì, anche questa fa parte un po' della politica degli annunci che vengono sempre dati, per cui è un continuo dire si fa e poi davanti alla realtà ci si trova davanti a tutta una serie di proroghe. Faccio notare al signore che diceva che Di Piazza è l'unico, però è anche Di Piazza quello che governa da più di tempo questa città, per cui insomma non è che si può dire che ha avuto grandi alternative. E ricordo che quando ha governato Cosolini c'era il patto di stabilità che bloccava tantissimi lavori. E quindi insomma non è tanto glorioso, ha sempre governato Di Piazza, per cui insomma non è che dice, non possiamo dire l'unico. Non poteva essere che lui. Diciamo che questa amministrazione ha tante incompiute, e una delle incompiute è la galleria di Piazza Foraggi, però una delle incompiute è anche la piscina terapeutica, che sono ormai 4 anni che si attende. La ricostruzione è una piscina che è fondamentale per le persone disabili, permanentemente e temporaneamente, cioè le persone anziane, molte delle quali devono comunque andare a Monfalcone o Ancaran o altro per trovare una piscina per fare le loro terapie, perché comunque è un tema proprio terapeutica, cioè una questione proprio di cura, un problema sanitario e anche questo non viene assolto. Ci sono problemi invece sanitari proprio perché c'è un problema che verranno chiusi 2 consultori, c'è una riduzione anche dei distretti, anche altri 2 distretti. E di questo però invece non ci se ne occupa, e invece è un problema anche molto grave. Io comunque questo pomeriggio sarò in piazza per protestare contro la chiusura dei consultori, e perché si parla tanto di servizi di prossimità, di servizi vicino ai cittadini. Il fatto che tu chiudi 2 consultori, 2 non sono più, cioè un gruppo di cittadini, quelli di San Giacomo, che tra l'altro è un rione popoloso, e quelli di San Giovanni non avranno più un servizio vicino a loro, no? Un servizio che tutela le donne, le famiglie, donne, madri, bambini. Si parla tanto di questo, no? E poi dopo non ci si occupa di questo, ecco. E quindi io penso che ci sono tante cose che non vanno, compresa il tema dell'accoglienza, perché questo fatto che non ci siano i trasferimenti è una cattiva gestione, bisogna dirlo a livello di ministero, ma bisogna dirlo, è inutile. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno.
nulla. Leggiamo, stanno arrivando un sacco di mail. Invece di fare l'ovovia facessero i servizi igienici al capolinea degli autobus per i nostri poveri autisti, è una mail. Un'altra invece dice: buongiorno, a Trieste mancano, come giustamente ha osservato la vostra ospite, le panchine, ma anche ombra per le panchine. Inoltre chiederei anche panchine con schienale, ossia un po' più comode, non solo quelle, diciamo... Ha ragione, sono d'accordo con... Altra mail dice diritti. E sono d'accordo con gli alberi, con l'ombra, perché siamo davanti sempre al cambiamento, no, climatico, e più alberi si piantano e più ombra ci sarà e più fresco ci sarà. Altra mail dice diritti, ma i doveri non vengono mai nominati, rispetto per il paese che li accoglie, li sfama, li veste, li ispira, li fornisce di un tetto, di denaro, anche basta. Buon lavoro a tutti, Simo. Insomma, opinioni differenti. Buongiorno, la signora... Per ora, scusate, non offre né tetto, neanche il tetto, e sfama credo che sia la Caritas, ecco, comunque con i contributi volontari dei cittadini e delle cose, quindi non è che è proprio... Poi anche il centro cioè, di ordine. non stiamo dando niente. Altra mail dice: buongiorno, la signora ha un misto di assomiglianza alla Pettinelli odierna ed alla Sandra Milo. Schiavone dice che i cosiddetti migranti sono stati abbandonati in strada. Chi ha fornito i manifesti scritti così bene in italiano? Ieri erano davanti alla prefettura con i cartelli scritti in italiano. Qualcuno li aiuta. Altra mail, buongiorno, bisogna urgentemente cambiare le leggi sui clandestini, ma vedete come si è ridotta la nostra povera città con bivacchi in sicurezza ovunque. Si parla tanto dei diritti dei clandestini, ma del diritto di vivere in pace nel nostro paese e di invitare solamente chi ci può essere utile a livello lavorativo. Questo non conta nulla. Ormai quasi tutti gli italiani non sopportano più questa invasione, scrive Alessandro. Ma io invece mi chiedo perché c'è chi crea questa percezione dell'invasione. Perché se tu non trasferisci, è ovvio che tu hai questa situazione anche di degrado, è certo. Però perché avviene questa situazione di degrado? Perché bisogna trasferire le persone in altri posti d'Italia o d'Europa anche, tra l'altro. Scusate, perché questo è un problema europeo. Mi sembra che c'è stata una specie di sorta di accordo adesso per la Francia, per la ridistribuzione, eccetera. E credo che semplicemente questo, guardate che l'Europa è grande, ci sono posti che non sono così popolati, no? E comunque devo dire, dobbiamo anche tenere presente che molte persone possono venire qui a lavorare e mi pare che le aziende lamentino che non ci che c'è mancanza di manodopera. Allora, visto che questa manodopera non può essere fatta, non so, dei neonati che magari il governo Meloni riuscirà a far nascere, non si sa come, e anche perché forse darà dei servizi, però mi pare che insomma anche sui nidi ci sono dei problemi, non tanto qui al sud eccetera, ma lasciamo perdere, restiamo nel locale. Ci sono tante aziende che lamentano che c'è bisogno di manodopera eccetera eccetera. Permettiamo a queste persone, diamo un'assistenza dignitosa, che imparino l'italiano eccetera, e che riescano poi, che comunque facciano parte anche, aiutino il nostro tessuto produttivo. Cioè credo che in realtà è ingigantito questo tema, io lo capisco anche i cittadini, a nessuno fa piacere, però è ingigantito proprio dal fatto perché non c'è nessuna azione vera, organizzativa, per spostare e rimettere le persone. Basta, è questo che c'è da fare. Non c'è tanto da fare, non è così difficile. E a Trieste ci sarebbero le persone giuste che possono stare in accoglienza. Quindi era meglio comunque creare... ricordo che in accoglienza ci sono anche le donne e i bambini, cioè non è... quindi insomma c'è un mondo, no? Sì. Ecco, e quindi le persone vanno accolte. Poi che poi andrebbe gestito tutto a livello europeo molto meglio, con i corridoi umanitari, come le persone possono venire qui e fare richiesta d'asilo in modo civile, senza dover morire nei boschi facendo cioè se uno va da Belgrado a Trieste può prendere un autobus, una macchina, una cosa e va come una persona normale. Noi dobbiamo fare in modo che le persone facciano dei trekking assurdi
rischiando la vita per arrivare qui. Non ha nessun senso, come le stesse cose che attraversare il mare. Basterebbe organizzarsi bene, fare dei corridoi umanitari, fare delle quote, insomma, come stanno anche già facendo, lo fa la comunità di Sant'Egidio. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo un attimo capire la signora in studio se lei gira per la città in merito agli immigrati e lei sta dicendo che c'è la percezione dell'invasione. Io credo che la signora giri veramente poco per città e soprattutto poco davanti alla stazione e soprattutto poco nelle piazze. Ormai noi cittadini italiani, e lei prima ha detto che noi paghiamo le tasse, e ha detto bene, le paghiamo molte, ma essere invasi da queste persone che sono arroganti, sono maleducati, sono sporchi purtroppo, lasciano sporco ovunque, non lavorano. Allora io mi chiedo se la signora mi può spiegare qual è l'utilità di queste persone, perché dovremmo accoglierle, perché dovremmo farle dormire nel sottopasso. Io mi chiedo perché questi signori vogliono solo far arrivare queste persone. C'è qualche interesse? C'è qualcosa? C'è solo umanità? Non capisco. La signora mi parla delle cose che io veramente non riesco a capire. Siamo solo in grado ogni volta di andare in piazza a protestare perché la galleria non si apre, a protestare perché il sindaco ha detto di chiudere il sottopasso, a protestare. Cioè io dico, ma sapete far altro oltre che protestare? Sapete pensare ai cittadini che vi fanno la paga anche a voi e a dare un servizio e non solo a protestare? Riuscite un attimo ad unirvi anche agli altri partiti, alle altre sigle? Cioè, riuscite a dare un qualcosa in più? Io vedo solo protestare. A me questo dispiace, io amo la mia città, e vedere che vogliono fare questa città e se la vogliono invadere di queste persone inutili. La signora ha detto che c'è bisogno di manodopera di queste persone, ma di cosa se non hanno voglia di fare nulla? I nostri giovani che non trovano lavoro? Questo non guardiamo, non cerchiamo di sistemare prima le nostre persone. Non lo so, sarà una mia idea, ma io credo che la signora giri poco e abbia le idee molto confuse. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Buona giornata a lei. Morena, come risponde? Intanto io giro, cammino per la città, incontro le persone e incontro anche queste persone che io non ritengo che sono inutili. Innanzitutto penso che nessun essere umano sia inutile e credo che questo sia un pensiero molto negativo, non lo dico senza offesa per la persona che ha parlato, però penso che è un pensiero che faccia male alla nostra società. Purtroppo i nazisti pensavano che erano inutili tante persone, no? Quando ci sono state le soluzioni finali, no? Inutili sono le persone disabili, inutili erano gli ebrei, inutili gli omosessuali, eccetera, insomma. Quindi è un pensiero che non ci fa bene, uno. Due, allora io continuo a dire che questa sensazione di invasione, questa situazione di degrado è una situazione che dipende da noi, non dipende, cioè da noi come nostre istituzioni, non dipende dalle persone che arrivano. Purtroppo le persone che arrivano e penso che nessuno ha interesse proprio, come dire, economico o altro che arrivino, tant'è che anche le associazioni che lavorano a Trieste, comunque che si occupano di accoglienza, chiedono che vengano trasferite. Nessuno chiede che ci siano di più, neanche che ci siano più istituzioni. Le persone chiedono che vengano trasferite in altri posti. Quindi in questo senso poi che vogliono lavorare, non vogliono lavorare, uno che ne sa. Vedete quanti sono invece io che giro
i rider, no? Le persone che portano le cose sono tutti, in realtà molti di loro sono rifugiati, perché è un lavoro che forse si può fare anche senza conoscere tanto bene la lingua, perché c'è chiaramente questo tema come primo scontro, Sì, no? certo, Lo scoglio quando arrivi in un paese nuovo è questo, però loro si mettono a fare. L'edilizia triestina sappiamo benissimo che se non ci fossero stati i kosovari, penso che non so quanti 110 avremmo fatto, o come ci sono i serbi e altro. Quindi, come dire, noi a Trieste abbiamo la percezione, e anche questa narrazione che non c'è lavoro per i nostri e perché pensare agli altri, è una narrazione vecchia ormai, perché non è più così. Cioè, dobbiamo sentire l'appello delle imprese, delle cose, proprio perché che non trovano manodopera. Quindi, secondo me, bisogna un po' cambiare la percezione e chiedere invece, come tutti i cittadini, che queste persone vengano trasferite in Italia o in altre parti d'Europa. Basta. Abbiamo ancora tempo per una telefonata, poi pubblicità. Buongiorno. Salve, buongiorno. Prego. Dunque, io usufruisco del bus della linea 42-44 quasi giornalmente. E mi è capitato negli ultimi anni, sono 3 anni che appunto viaggio con i mezzi pubblici, con questi mezzi pubblici, e ho visto un grande cambiamento negli ultimi anni, dove queste risorse, appunto, questi ragazzi lasciavano il posto, erano gentili, eccetera, eccetera. Adesso ho dovuto scontrarmi più volte, visto gli orari che i bus sono pieni, con persone, vedendo delle persone anziane, tralasciando i miei problemi di schiena, ma questo è un altro problema, persone anziane che sono in piedi e loro seduti tranquillamente con le gambe sui sedili, con la Red Bull o la birra in mano, e al che un giorno ho sbottato e ho detto ad un ragazzo che con educazione, che non mi sembra il caso di appoggiare i piedi, di avere questo atteggiamento, eccetera, eccetera. Mi è stato detto: stai zitta perché tu non sei a casa tua. Allora ho avuto sempre una considerazione, mi sono sempre messa nei panni di questi poveri ragazzi che appunto lasciano tutto e vanno via. Però purtroppo stanno prendendo il sopravvento, è questo che spaventa, ed è questo che sinceramente ultimamente ho notato è molto molto comune. E quindi io capisco sì il trasferimento, però quelli che sono qua bisogna fare qualcosa, non si può solo parlare e lasciare le cose così come stanno, perché ripeto, finirà che io dovrò tornare a piedi e loro saranno comodi in bus e non mi sembra tanto giusta. Ripeto, io ancora sono di mezza età, nonostante i miei problemi fisici eccetera, però ci sono tante persone anziane che stanno in piedi e loro seduti tranquillamente. Quindi sarebbe anche un po' da istruirli, chi è tanto bravo a parlare, a trovare soluzioni e a dire che bisogna integrarli, ma bisogna anche insegnare l'educazione e la civiltà, che già con i nostri nostrani non è facile qualche volta. Figuriamoci quando vedono che appunto possono fare quello che vogliono e nessuno gli dice niente, ho paura che andremo allo sbando ma molto presto. Ok, grazie signora. Breve commento, Morena, dobbiamo andare a pubblicità. Sicuramente ci vuole l'educazione civica, questo io sono favorevole sia un po' trasversalmente, no? Italiani e non. Ci vogliono però le risorse, no? Ricordiamoci che ancora dai decreti Salvini c'è stato un taglio molto forte, no? Delle risorse economiche anche per proprio che riguardano l'accoglienza, quindi ci sono meno persone o meno possibilità di fare l'italiano, di seguire, quindi vuol dire meno operatori anche proprio per spiegare le regole anche, no? Che secondo me è anche giusto farlo e quindi per questo dico che è importante anche investire per noi, perché se si investe dopo
tutti saranno cittadini migliori, come un po' per la scuola, no? Se si investe sulla scuola, la scuola in qualche modo aiuterà e con le famiglie, quindi direi scuola e famiglie, per un domani migliore anche di cittadini, di buoni cittadini. La stessa cosa è qui. Dobbiamo andare in pubblicità, grazie a Sabrina Morena. Grazie a voi. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sebbene fra 5 minuti dovremmo tornare in pubblicità. Siamo in compagnia di Fulvio Sluga di Forza Italia, ben trovato. Altrettanto da parte mia per voi grazie dell'invito e soprattutto un buongiorno ai telespettatori. Oggi alla pagina 10 del Piccolo c'è questo articolo: al via in Parlamento l'iter per ripristinare le province elettive. Cosa ne pensa? Ma diciamo che quello che era stato fatto sull'onda del progetto di riforma costituzionale del Rio, all'epoca eravamo amministrati dalla Serracchiani, che ha voluto fare la prima della classe, ha dimostrato che la Regione non è un organo, come dire, gestionale sul territorio di quelle che erano le attività della provincia. È un organo sovradimensionato che legifera, che dà gli indirizzi. La gestione del territorio deve essere, come dire, decentrata nel territorio, e quindi poi siamo rimasti gli unici a essere senza l'organo intermedio tra comune e regione, ed è giusto questo percorso per ripristinare con un organo che sia rappresentativo dei cittadini e non della politica in sé per sé, cioè di nomina magari del Consiglio regionale o dei municipi, a gestire tutta una serie di attività che in questo momento sovraccaricano o i comuni o le regioni di cose che improprie. La questione era dibattuta anche sull'elettività dell'organo, proprio come diceva lei prima, per dopo rendere in qualche modo anche da un lato più vicino al cittadino perché esprime la propria preferenza, dall'altro però è la politica che sceglie di creare un apparato, cioè non sarà un ente come quello che abbiamo visto EDR o UTI, dove fondamentalmente chi andava a gestire era interno già all'amministrazione pubblica, no? Esatto, cioè quello che era stato creato appunto delle UTI erano organi, come dire, di gestione coordinata, che però veniva fatta dagli stessi sindaci, dagli stessi componenti degli organi che componevano l'UTI. Il fatto di dare, come dire, una rappresentanza del popolo democraticamente eletto è un modo anche per garantire quel rapporto che ci dovrebbe essere, che non sempre ha funzionato, tra cittadino, elettore e chi poi viene chiamato ad amministrare. Chiaro. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Donatella da Trieste e volevo dire qualcosa riguardo al Partito Democratico. Io ho 62 anni ed è 30 anni che seguo la politica. Volevo dire solo questo. Il Partito Democratico sono 30 anni che non fanno nulla e solo criticano gli altri e basta. Io le garantisco che 30 anni fa avevamo la miseria sicuramente, ma era un altro tipo di miseria, cioè oggi non puoi nemmeno, dopo una certa ora di sera, non puoi uscire perché trovi questi personaggi extracomunitari
che non si adeguano alle nostre regole, alle nostre leggi e tantomeno alla nostra religione. Loro, ieri ho visto i cartelli che dicevano che questa non è l'accoglienza, ma io mi domando e dico, ma che cosa vogliono? Vengo qua, hanno tetto, hanno alloggio, hanno da mangiare e pure il sussidio. Ma le sembra corretto lei questo? Io sinceramente posso dire che la Meloni è poco tempo che è al governo, ma credo che ha fatto molto, sia sulle pensioni, sia lei è andata a girare tutta l'Europa, anche in modo che queste persone non partano. Cioè, sinceramente sono troppi e non si possono gestire tutti. Loro vengono anche dove non c'è la guerra, ma è mai possibile? Non si vive qua più a Trieste. Era una bellissima città una volta, molta pace, molta tranquillità, ma oggi non è più così. Mi scusi, Va bene, grazie, grazie signora. Sluga, è veramente così cambiata la città secondo lei? Che la vive da tanti anni? Anche sul profilo della sicurezza? Che la vivo, ahimè, per la mia anagrafe. No, dico da un profilo professionale, certo. Insomma, intendo dire. No, certo. E amministrativo. La città è sicuramente cambiata perché indubbiamente la presenza perché è una città, va detto, che ha avuto sempre un apporto, un riempitivo di persone che arrivavano da fuori città per motivi di lavoro, per motivi di studio. La nostra università ha sempre avuto una frequentazione extra cittadina consistente, poi tutti i nostri istituti di ricerca che indubbiamente... Il problema oggi come oggi è che è diventato un po' la città dormitorio di tutta una serie di persone che, arrivati in Italia, superato il primo scoglio dell'ingresso in città, poi stazionano in attesa del foglio di carta che gli consente di andare in giro per l'Europa. E queste persone il più delle volte delinquono, non tutti, perché non si può generalizzare, però c'è una buona percentuale che si portano dietro quello che facevano a casa loro, quindi sono stati già perseguiti dall'autorità giudiziaria personaggi che spacciavano droga, in buona parte la loro cultura non è molto rispettosa nei confronti delle donne e di conseguenza per loro quello che per noi è un reato anche gravissimo, perché va a incidere sulle persone, su un soggetto debole, per loro è una cosa normale. Noi in Italia non l'abbiamo ancora fatto, speriamo che questo governo lo faccia, una legge per esempio a tutela delle donne minori di etnia pakistana o simile, dove vengano tutelate e non ci sia il mercato, la vendita di queste bambine per quello che per loro è una cosa corretta, ma alla fine abbiamo visto che alcune di loro che si sono ribellate perché si sono integrate. L'integrazione vuol dire anche portarsi dietro certamente la propria tradizione, ma anche acquisire la tradizione e la storia del paese che ti ospita, e abbiamo visto che fine poi le hanno fatto fare. Dobbiamo andare in pubblicità, una breve pausa, poi andremo anche da Gianluca Paladin per vedere che cosa sta combinando, tra poco.
Bene, ritorniamo in diretta con Sveglia a Trieste. Stavo rubando una scena di Gianluca Paladin che sollevava le panchine cadute, le sedute che sono state, diciamo, oggetto del vento e sono ribaltate. Andiamo a rubargli un attimo di dichiarazioni. Gianluca, buongiorno, mi senti? Gianluca? Signora, buongiorno. Nuove regole della strada, arriva la stretta del governo per gli incidenti, cosa ne pensa? Sono d'accordo, perché ci sono sempre più incidenti, soprattutto per i giovanissimi. Sospesa la patente per chi guida col cellulare, per chi guida sotto effetto di droghe e alcol. La vita è una sola, quindi bisogna intervenire. E sui monopattini, nuova regolamentazione, casco obbligatorio per tutti, targa e assicurazione, cosa ne pensa? Penso che il monopattino è molto pericoloso, più della moto, quindi credo che ben vengano gli interventi. Grazie, arrivederci, grazie. Questo quanto raccolto intanto così un po' rubato a spot da Gianluca Paladin. Sluga, quello dei monopattini è una dinamica molto recente, insomma degli ultimi 5 anni, che a Trieste non è stata, diciamo, adottata in termini di noleggio diffuso sotto la regia del comune, a differenza delle bici, per volontà del sindaco. Assolutamente sì, il monopattino è uno strumento che può essere anche estremamente pericoloso per pedoni e anche per lo stesso utilizzatore. Abbiamo visto la Serracchiani a Lignano proprio, no? Perché poi non è una cosa che uno si inventa, monta e va, anche perché hanno una certa velocità. Il problema è che il monopattino che fa un danno a un pedone, lo investe, a un ragazzino, non ha la copertura assicurativa oggi come oggi. Al di là della facilità di dileguarsi, poi resta, come dire, col cerino in mano l'infortunato che ne ha subito il danno. Quello che approfitto perché su questo provvedimento, che non ho ancora letto, quindi non ne conosco i particolari, ma quello che è auspicabile è che vengano introdotte delle modalità di accertamento per quanto riguarda la guida sotto effetti di droga o psicofarmaci, che sia di, come dire, non dico facile, ma di pratico accertamento. Sì, perché poi se no si incorre in ricorsi, ulteriori analisi a posteriori, giusto? Cioè, esatto, per questo immagino... perché oggi come oggi, mentre per l'alcol, la cosa è codificata, c'è un etilometro, misura, e quella misura uno poi in linea di massima parametra poi la sanzione o il suo stato. Per la droga c'è sempre questa cosa che uno può avere della droga in circolo, ma non con effetto attivo, no? E quindi la cosa finisce sempre nel nulla. In che senso? Nel senso che la può aver assunta giorni prima? Prima sì, se io fumo uno spinello oggi, fra un mese me lo ritrovano ancora nel sangue. Tanto? 30 le giorni. Tracce, ma non ha un effetto attivo. Non ha un effetto operativo. Il problema è che oggi come oggi ci deve essere il combinato accertamento sangue e urine, che il più delle volte l'accertamento non va a buon fine, non so dire il tecnicismo, per cui alla fin fine gli accertamenti non hanno tutto il corollario necessario per andare in tribunale, e per cui a sua conoscenza ci sono degli strumenti più precisi sotto questo punto di vista? Ma ci sono degli strumenti, diciamo, pre-test, come quelli per l'alcol, per la droga, che ovviamente negli anni si sono evoluti, e oggi come oggi, secondo me, era una cosa che avevo sentito dire dal ministro Salvini, poi bisogna vedere cosa è stato tradotto nel disposto normativo, in cui
con il pretest della droga positivo, e poi l'utente, se vuole, va a farsi, viene portato all'ospedale, al pronto soccorso, e fa tutti gli accertamenti su sangue e urine, anche lui consenziente, se no comunque viene ritenuto valido quello che è il pretest. Ah, ok, ho capito, no? ho capito. Una forma di questo genere, perché se no alla fin fine è una battutaccia che io faccio ogni tanto, uno che beve un bicchiere di vino poi alla fine, come dire, paga tutto quello che deve pagare. Uno che si fa 8 righe di cocaina alla fine non paga niente. Sì, ho capito il senso del suo intervento. Gianluca Paladin con noi in diretta, e abbiamo sentito prima, ti abbiamo rubato un'intervista mentre eri intento a realizzarla, con una signora che riteneva necessaria una stretta sui controlli, sia per chi guida alterato da sostanze stupefacenti o da alcol, e anche sui monopattini. Esattamente, questo non è altro che un esempio di quello che ci hanno detto un po' tutti gli intervistati, e poi lo vedremo al telegiornale delle 13:20 e delle 19:30 di Tele4. Come potete vedere, anzi proviamo a intervistare. Signore, buongiorno, vedo che lei è un utilizzatore di monopattino. Sì. Arriva anche il nuovo codice della strada che stanno preparando con casco obbligatorio, targa e assicurazione. Cosa ne pensa? Ma da un lato forse è anche giusto avere un'assicurazione in caso si dovesse fare un incidente, diciamo. E poi ritengo giusto che sia anche obbligatorio l'uso del casco. Ecco, quello della targa non so se sia proprio per il monopattino una cosa giusta, ecco. Poi bisognerà vedere se andrà in porto anche questa cosa, insomma, come legge, ecco. E poi sospensione della patente per chi guida col telefonino in mano piuttosto che sotto l'effetto di alcol e droghe, dai 7 ai 15 giorni di sospensione patente. Per la recidiva però proprio via la patente invece. Da un lato lo trovo giusto, perché penso che insomma una persona che si distrae in macchina poi crea o magari uccide una persona, penso che sia giusto, ecco, essere severi, ecco, in questo punto. Grazie mille, grazie, arrivederci, buongiorno. Non so se avete sentito in diretta l'intervista a Bernardo, che sì, il gentile signore giustamente ci ha dato la sua opinione, visto che è anche un utilizzatore di monopattino, come abbiamo visto. Alcuni sono già molto attrezzati con il casco, ne abbiamo visto prima passare uno, ripeto quello che dicevo prima, al telegiornale delle 13:20 e delle 19:30 di Tele4 vedremo il servizio completo con tutte le interviste. Tutti quanti hanno detto che è una scelta giusta quella di modificare queste regole. Una persona invece ha detto un po' quello che diceva anche il consigliere Luca Salvati questa mattina, che cioè bisogna educare le persone all'utilizzo della strada, quindi la stretta non serve se poi le regole non sono conosciute e non vengono ovviamente rese note in maniera plastica, efficace, insomma. Questo è più o meno il sentimento che abbiamo appurato sul tema questa mattina. Bernardo, fra poco invece noi stiamo attendendo Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi, per fare un punto turismo, e poi adesso chiameremo anche il sindaco di Piazza per vedere se riesce a fare con noi il consueto collegamento mattutino. Ti lascio alla tua trasmissione, ci risentiamo fra poco. Grazie, andiamo a sentire una telefonata prima di fermarci nuovamente per la pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno. Faccio le condoglianze per il suo capo Berlusconi, no? E poi dopo dicevo, ma possibile che non si riesca a fare di più? Praticamente Salvini aveva fermato le navi e aveva recuperato 5.000 extracomunitari. Si vede dopo che ha preso qualche condizione, è stato condizionato dal governo ombra e praticamente adesso non può fare niente. Ma adesso che con la Meloni e Forza Italia sono lì che possono fare quello che vogliono, no? E non lo fa, perché? Perché è stato, praticamente gli hanno detto, se fai queste cose
ti prendiamo, ti sequestriamo il figlio e la figlia. Come hanno fatto a Bossi. Bossi è stato tranquillo perché gli avevano proposto di sequestrare Euridarium e quindi vediamo che il governo ombra governa ancora, anche se le signore di prima hanno fatto una bella lavata di testa alla signora Morena del partito ex comunista. E allora vede, non sentono ragione, vogliono fare padroni e basta. Okay. Grazie. Mandi. Andiamo subito da Gianluca Paladini in compagnia di Guerrino Lanci, poi se vuole Sluga un commento sulla telefonata. Di nuovo a te Gianluca. Sì, grazie a Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi che ci ha raggiunto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Lanci, le faccio rispondere un po' su quello che ha detto Giorgio Rossi ai nostri microfoni. L'assessore a cultura e turismo ha detto a lungo termine l'obiettivo è anche di riuscire a raggiungere i 3 milioni di turisti all'anno. Si sta lavorando molto in questo settore, lei ovviamente è esperto del settore e vede anche come cambiano le stagioni, quindi diciamo il punto turismo con Guerrino Lanci. Come la vede anche questo obiettivo a lungo termine? Ma allora, partiamo dal dato che potenzialmente sarà quello di quest'anno, si parla di 1.400.000 presenze sul territorio, che è un dato in crescita ulteriore rispetto alla crescita incredibile già dell'altro anno. Il dato di 3 milioni è stato fatto facendo un paragone per quelle che sono destinazioni simili a Trieste, città costiere di seconda fascia per così dire, quindi non Roma, Firenze o Venezia, che hanno giocato carte in progetti pluriennali per lo sviluppo turistico sostenibile, in maniera tale che la città rimanga e permanga vivibile per i cittadini. L'obiettivo è più o meno quello che hanno raggiunto altri, numeri che vanno dai 2,5 milioni ai 3,5 milioni di visitatori sparsi lungo tutto l'anno, non solamente nel momento in cui è estate o ci sono i ponti. Una crescita che però deve essere programmata, progettata, si parla di archi temporali di 10 anni, che sono normali nella progettazione turistica e in una programmazione anche a lungo termine, che non sono una colonizzazione del centro selvaggia dal punto di vista turistico, ma piuttosto un allargamento di quello che è il centro e il concetto turistico, un po' come sta già avvenendo. Questo deve essere un piano portato avanti da imprenditori e da enti pubblici in maniera coordinata, ma è un obiettivo raggiungibile. È fattibile, Giorgio Rossi ha detto col mio amico Guerrino Lanci, era in trasmissione da noi, vogliamo provare a spingere insomma questo settore sempre di più e riflettevo anche che non c'è stata una vera e propria flessione in negativo tra l'inverno e l'estate, è stato un flusso abbastanza costante, giusto? Più che altro c'è stato un innalzamento costante durante tutto l'anno delle presenze. Chiaramente l'inverno è sempre una stagione un po' più bassa rispetto a quello che è primavera, estate e autunno per Trieste. Trieste è una stagione molto lunga, parte ad aprile e finisce col ponte del 1° novembre, con periodi maggiori o minori. Però in realtà anche il periodo invernale si è alzato, quindi non è semplicemente quello che non vogliamo, è quello che teme, che fra virgolette sarebbe un male per la città, una crescita selvaggia nei 4 mesi estivi facendo diventare Trieste Disneyland. Questo non è e non deve essere l'obiettivo, deve essere una crescita uniforme in proporzione chiaramente lungo tutto l'anno. Quindi vuol dire che se si raddoppieranno i numeri dell'estate si dovranno raddoppiare anche i numeri dell'inverno o magari anche di più. Ma ripeto, questo deve passare da una crescita che non può essere il popolamento selvaggio del centro, di nessun tipo di recettività o di servizio turistico, ma dell'allargamento del centro e dei servizi turistici, i collegamenti alla città, la possibilità di avere servizi, animazione e altro anche dove oggi non c'è, perché il centro si allargherà. Questo deve essere il progetto che portiamo avanti per i prossimi 10 anni. Lanci, so che è molto impegnato, la libero, grazie per essere stato con noi in trasmissione. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie anche a te Bernardo, ti restituisco la linea, fra poco ci vediamo col sindaco di piazza. A te Bernardo. Noi andiamo invece in pubblicità, Sluga, poi torniamo se vuole fare un commento sulle ultime, anche l'ultima telefonata e gli ultimi argomenti e poi abbiamo ancora più o meno 20 minuti in compagnia assieme, a tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in attesa poi del collegamento con il sindaco. Sluga, sul turismo c'è stata un'esplosione del turismo, l'abbiamo detto più volte, anche la creazione, come è stato detto dal presidente di Federalberghi, di numerose strutture ricettive in più. All'inizio anche un po' di scetticismo se tutte queste potessero servire o meno, però a quanto pare i numeri danno ragione. Ma assolutamente sì, io fra l'altro ricordavo nel 2004 per conto del comune, come dire, ho coordinato l'organizzazione di tutte le manifestazioni del 50esimo e lì eravamo veramente dalla Donata degli Alpini all'arrivo del presidente Ciampi e lì eravamo veramente in crisi a dare ricettività alle persone che venivano a Trieste. Abbiamo riempito la costa istriana, Grado e Lignano, perché qui non c'era la possibilità di ospitarli. Oggi come oggi la ricettività è triplicata sia in termini di qualità ma anche in termini di quantità, quindi è un fatto certamente positivo. Poi il fatto che queste iniziative molto importanti dal punto di vista dell'investimento economico siano fatte da grosse catene, non magari dall'imprenditore speculatore, fa sì che evidentemente ci sono degli studi a monte che ha fatto sì che questi hanno investito. Certo. Non si investe tutto questo se uno non ha un rientro o una previsione di rientro. Chiaro, chiaro. Dovremmo essere già pronti per dialogare col sindaco, con Gianluca Paladin, di nuovo a te in compagnia del sindaco Roberto Di Piazza. Abbiamo le frecce tricolori. Sì, adesso lo ricordiamo, sindaco. Allora, eccoci qui col sindaco Roberto Di Piazza, di nuovo buongiorno sindaco, per l'appuntamento. Buongiorno, oggi c'è un bel venticello, non fa troppo caldo. È tornato l'autunno quasi, sindaco. Boh, insomma, diciamo che va bene così, dai. Ci sta bene, ci si rinfresca un po'. Sindaco, allora, novità della giornata, innanzitutto abbiamo già visto le foto che stanno girando di Piazza della Libertà, di nuovo sporcata. Beh, stamattina ero lì alle 7, li portano da mangiare, questi non prendono i piatti di plastica e li mettono nei cestini, li buttano dappertutto, anche queste associazioni dovrebbero insegnarli, insomma, no? Perché questi sono ospiti nel nostro paese e devono comportarsi da ospiti, che si vergognino. Prima era in studio Sabrina Morena che diceva che è sbagliata l'idea di chiudere i sottopassaggi di Piazza della Libertà. Figurati Sabrina Morena se non è contraria, il sindaco adesso se li aprivo era contraria, se li chiudevo era contraria, fa parte delle opposizioni, poi Sabrina Morena, insomma, a voi. E poi abbiamo fatto un passaggio su Piazza Foraggi, abbiamo visto che gli operai sono al lavoro sulla volta, sono le luci che... Sì, ormai siamo alla fase finale, insomma, mancano questi due quadri, ma ho coinvolto una ditta triestina, ho messo insieme la ditta triestina con la SAC, come si chiama, questi di Benevento, la galleria è terminata ormai, mancano due quadri comando che servono per l'antincendio eccetera, però credo che ormai è questione veramente di pochissimo. D'altra parte hai visto che gli ho dato anche una proroga di soli 15 giorni, insomma, sì. Per cui dovremmo terminarla se Dio mi dà. Lei l'altro giorno, poco tempo fa, era ospite a Lubiana, tra l'altro, per un incontro. Com'è andata? Bravo, sabato, bravo, ha fatto bene a ricordare questo. Sabato ero ospite della Presidente della Repubblica Slovena che hanno festeggiato i 32 anni della Repubblica Slovena e mi ha fatto piacere perché ero l'unico ospite, insomma, ero il sindaco di Trieste ospite, poi c'era Turk, l'ex Presidente della Repubblica, che abbiamo fatto il concerto dei tre presidenti, e poi c'era Pacor, che era quello che l'abbiamo messo con Mattarella, che sono andati su a Basovizza, che si sono dati la mano. No. Per cui hanno fatto una cosa bellissima. Lubiana è molto bella, piena di gente, e mi ha fatto piacere che mi hanno invitato, perché vuol dire
che in questi anni ho seminato bene anche con la vicina Repubblica, nel senso che ero ospite del Presidente della Repubblica Slovena, che adesso è una donna. Una bellissima considerazione per la città stessa di Trieste. Esatto, vuol dire che abbiamo fatto bene le cose e che finalmente possiamo stare bene insieme in un momento che quello Gianluca. che sta succedendo in Europa è folle, se pensi alla guerra russa, ucraina, insomma fa una follia, mentre qui siamo riusciti a impostare in questi anni grandi cose e siamo riusciti ad andare oltre quel maledetto Novecento che tanto ha fatto male alla nostra città. Bernardo fra poco ha una domanda, ma io le chiedo prima, mi parlava del passaggio delle frecce tricolori. Ecco, molto importante, cercate di portarlo avanti. Il giorno 7 alle ore 11, 7 luglio, ci saranno le frecce tricolori che faranno un passaggio sulla città. Allora avvisiamo tutti i cittadini perché è un momento bellissimo. Perché fanno questo? Per ogni capoluogo di regione Trieste, capoluogo della regione, ci sarà questo sorvolo delle frecce tricolori che è sempre una bella emozione, insomma, no? Allora avviso ai cittadini, il giorno 7 alle ore 11, tutti col naso in su a vedere le frecce tricolori che arriveranno da Monfalcone verso Trieste. Allora Bernardo, credo che Bernardo abbia una domanda per lei, sindaco. Dimmi pure Bernardo. So già la risposta, perché il sindaco ha sempre detto che sui monopattini lui non ha mai voluto inserire la possibilità del noleggio come quello delle bici, invece, che ha preso molto piede. Visto che sono state introdotte queste norme che tu hai approfondito anche chiedendo ai cittadini un'opinione, chiedere magari al sindaco se questa stretta del ministro Salvini in qualche modo conferma la sua decisione di non volerli visti sparpagliati per città i monopattini elettrici. Ecco sindaco, la stretta che sta arrivando per quanto riguarda il nuovo codice della strada, lei si era anche espresso sulla possibilità, forse in negativo, di vedere troppi monopattini elettrici sparsi per la città, giusto? Lei è d'accordo quindi con la stretta? Il mio amico il sindaco di Milano, Sala, mi parlò a suo tempo dei monopattini e lui ha fatto un errore dando la possibilità a tutti di prendersi i monopattini. 4 morti ha avuto lui, me l'ha detto lui, e poi non so quanti feriti, per cui io in quella volta ho fatto quell'ottima scelta di vietare la vendita qua e l'affitto dei monopattini. Se vai a Parigi, se vai a Klagenfurt, se vai a Vienna, con la app del telefonino prendono sta roba che poi sono abbandonati dappertutto. Io ho fatto quell'ottima scelta in quella volta, anche lì criticata da qualcuno che non ho aperto ai monopattini, e credo di aver fatto una cosa saggia. Adesso finalmente avranno la targa, il casco, la segnaletica eccetera, per cui saranno sempre meno, poi vanno in contromano, vanno in 2, guarda quello che ho visto a Milano, ultimamente ero molto a Milano, è incredibile, insomma, vanno in 2 dappertutto, in contromano, sui marciapiedi, e se succede qualcosa chi paga? Cioè nessuno, perché non hanno l'assicurazione, non c'è niente. E dopo invece per quanto riguarda il discorso del codice della strada abbiamo avuto 2 morti con le moto, per cui rinnovo naturalmente la solidarietà e la condoglianza alla famiglia, specialmente a quella del figlio della nostra collaboratrice, però raccomando ai ragazzi. Gianluca, un'altra domanda. Anch'io ho detto ieri avevo un Kawasaki 750, poi per fortuna l'ho dato via perché altrimenti probabilmente non ero qui, perché ero un po' matto. Però si divertiva in moto. Sì, ma ero un po' matto, allora l'avrei anche pagata probabilmente, nel senso che quando cadi in moto le reputano ferite di guerra, quando cadi, perché perdi arti, perdi il muro, insomma è un disastro. Allora dico ragazzi, andate un po', adesso che è estate, che siete tutti con le moto fuori, andate un po' piano, insomma. Un'altra domanda per il sindaco, Bernardo? Sì, via mail chiedono, buongiorno, può chiedere al sindaco perché non ci sono bottini delle immondizie a Barcola dal Pane Quotidiano verso Miramare? Ah, ok, allora una mail è arrivata, in redazione chiede perché non ci sono bottini dell'immondizia dal Pane Quotidiano di Barcola fino a Miramare, chiedeva un telespettatore. Ma come? Ne abbiamo centinaia, cosa sta dicendo? Stamattina c'erano 2 camion che, per i bottini grandi, quelli da 2400 litri, e dopo dentro dappertutto ci sono quelli per la raccolta differenziata. Dove vive questo? In un'altra città probabilmente. Allora abbiamo quelli da 2004 tutto lungo la strada, e dopo all'interno ci sono quelli della raccolta differenziata, quelli là, guardali,
quelli là dappertutto sono. Gianluca, Ce ne saranno 60, 70. ti leggo. Dimmi Bernardo. Ti leggo una mail che è arrivata adesso, un po' ironica, che dice: visto che forse la galleria apre il 16, perché non far attraversarla dai Maneskin su una macchina dove magari possono girare dentro un video, visto che ci sono i Maneskin a Trieste a metà luglio, uno dei grandi concerti organizzati dal Comune di Trieste, possono essere loro a inaugurare la galleria. È una mail che è arrivata adesso da un telespettatore. Questa è carina, adesso la commentiamo col sindaco. Allora, una mail ironica ovviamente che dice: beh, visto che dovrebbe riaprire appunto la galleria di Piazza Foraggi, perché non farla aprire in concerto ai Maneskin, visto che arrivano qua a Trieste, grande evento anche questo. No, mangeremo una torta sacra, ho detto, sarà più facile che i Maneskin, insomma, no? Nel senso che ho intenzione di aprirla senza inaugurazione perché non c'è nulla da inaugurare. Una sera ci ritroveremo con te alle 9:30, 10 di sera, toglieremo dai semafori i sacchetti che li coprono e apriremo sta galleria finalmente. Ma ripeto, ormai, cari concittadini, è stato un dramma, primo per il vostro sindaco, però siamo arrivati, ormai manca niente, insomma, mancano 2 quadri elettrici, cioè nulla, non Qual è la cose giornata enormi. del sindaco Però oggi? sai, c'è stato anche il 110 che ci ha penalizzato perché non arrivavano i pezzi di ricambio, non arrivavano le merci, insomma il 110 ha penalizzato un po' tutto il paese perché chi produce non riesce a produrre tanto quanto è ordinato. La saluto sindaco chiedendo com'è la sua giornata oggi, tanti impegni, appuntamenti. Terminiamo stasera, si parte da stamattina alle 7 che ero in Piazza Libertà e si finisce alla mezzanotte perché c'è la festa del Rolex e dopo naturalmente c'è la prefettura, i soliti impegni. Stamattina avevo Saba che ho parlato di mettere il numero sul silos, il numero dei posti disponibili in maniera che il turista che arriva vede silos, disponibilità posti e va dentro, come in perché Park San parlano Giusto. Che mancano parcheggi e il silos non è ancora, ci sono sempre 200-300 posti liberi al silos e tutti continuano a dire mancano posti in città. Ho capito, lasciala al silos, no? Sapete dov'è il silos, cittadini? Quello in Piazza Libertà. Allora stamattina ho chiamato la Saba che mettano la disponibilità dei numeri di posti disponibili in maniera che uno vede 200 posti e andrà dentro. Come Park San Giusto. Come Park San Giusto, sì, però tutti vengono qua dietro, invece se lo lasci al silos in 5 minuti a piedi. Gianluca, noi siamo in studio con Fulvio Sluga di Forza Italia, vuoi chiedere al sindaco se vuole utilizzate almeno quelli che abbiamo, insomma, no? salutarlo o parlare con lui? Sì, sindaco, siamo in studio con Sluga di Forza Italia, lo vuole salutare? Beh, un caro amico, un carissimo amico a cui voglio molto bene, era anche mio assessore, siamo tanti anni insieme, abbiamo fatto tante cose, era a Milano con me quando siamo andati al funerale di Berlusconi, per cui insomma Fulvio Sluga è un fratello per me. E allora col sindaco di Trieste Roberto Di Piazza vi salutiamo, grazie sindaco e buona giornata. Grazie a voi tutti, ciao. Arrivederci a tutti e ti restituiamo la linea, Bernardo. Sluga, belle parole del sindaco. Sì, diciamo che quando ho iniziato il percorso con lui era un po' diffidente, ma poi si è creata una sintonia che, considerando che io ho finito il mandato nel 2006, quindi sono 17 anni che continuiamo comunque ad avere un meraviglioso rapporto, insomma. Lo si è diciamo capito anche dalle parole stesse del sindaco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buona giornata a voi, prego. A tutti i triestini e anche a tutti quanti che abitano a Trieste. Dai. Allora, 2 pensieri, uno sulla nuova normativa sui telefonini in macchina. Sì. Allora, premetto che io sono amante delle macchine d'epoca, quindi non c'entro, ma ho degli amici che hanno delle macchine di ultima generazione, che hanno dei monitor, no? Che si collegano in Bluetooth col cellulare e quindi da monitor, diciamo inserito nella macchina, navigano tranquillamente in internet e fanno tutto quello che vogliono. Quindi la polizia stradale o chi per loro non potranno mai diciamo pizzicare tra virgolette questi qui
perché hanno le mani sul davanti, il telefonino non si vede e magari si distraggono guardando su YouTube qualche filmato. 1. 2, sarebbe, credo, non so se c'è la possibilità, che c'è questa polemica dei parcheggi per le navi della crociera, perché non si faccia un sistema dove che chi che si imbarca a Trieste già con l'imbarco paghi o prenoti e abbia la possibilità di prenotare a priori un parcheggio, così quando arriva il parcheggio libero e dopo va sulla nave. Tutto qua. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Luca, cosa ne pensa? Ma parto dall'ultima cosa, per quel che mi risulta, potrò sbagliarmi, i turisti che vanno a imbarcarsi hanno dei posti convenzionati, non so in che termini, ma comunque a disposizione al Molo IV, e le compagnie di navigazione o chi gestisce l'arrivo dei passeggeri sia in partenza che in rientro dalla crociera, di portarli, prelevarli dal Molo IV, portarli alla stazione marittima e viceversa. E il problema è che molti sollevano il problema dell'eliminazione dei parcheggi quando ci sono le navi da crociera, ma perché il dispositivo di sicurezza delle navi da crociera è analogo a quello degli aeroporti e deve essere una zona franca dove poter gestire le persone senza l'ingombro, l'intrusione di macchine in transito. Quindi per quanto riguarda il discorso dell'uso del telefonino viva voce legato alle auto più moderne che hanno degli applicativi, display, è evidente che anche quello produce una disattenzione, ma e quella non è assolutamente perseguibile né accettabile. Il problema è che mentre l'uso del display nelle macchine nuove sono anche, come dire, gestiti dai comandi sul volante o vocali, perché si ricevono anche i WhatsApp, si può trasmettere in WhatsApp, cioè ormai l'evoluzione tecnologica da questo punto di vista nelle autovetture è andata molto avanti. E la disattenzione può avvenire anche, se ragioniamo in termini generali, anche da chi va a regolarsi il clima, il volume della radio. Il volume della radio ce l'hanno sul volante, sul volante, vero, sì. No, però il clima o altre cose, o accendersi la sigaretta, chi fuma ancora in macchina, e quindi questo è un problema che non è risolvibile. Però se le mani stanno sul volante uno tendenzialmente riesce a essere più attento verso quello che gli succede davanti. Noi abbiamo seguito molto le notizie di cronaca di questa mattinata, e prima il sindaco faceva riferimento a Piazza Libertà con la volontà di chiudere il sottopasso, la gestione di tutti questi bivacchi che si verificano nella piazza. Lei di che avviso è? Allora, la chiusura, allora, potrei dire che forse è stato un lavoro inutile, ovvero sono lavori che si sono sovrapposti mancando forse un minimo di coordinamento, perché nel momento in cui è stata rivoluzionata la circolazione della piazza e hanno messo passaggi pedonali semaforizzati a ogni angolo della piazza, è evidente che ormai nessuno usa più il sottopassaggio.
nessuno arriva con la valigia per andare in stazione e fare delle scale. E fa le scale per risalire dall'altra parte. Di fatto lo erano già prima del rifacimento, oggi sono il posto ideale per chi vuole bivaccare e passare la notte in una condizione migliore dell'essere sul marciapiede. Quindi è giusto chiuderli? Lo trovo assolutamente sì, cioè, non hanno una funzione realmente pubblica necessaria, anzi sono un'attrattiva per bivacchi e quant'altro che poi lasciano, come giustamente diceva il sindaco, chi porta poi da mangiare a questi dovrebbe anche dire questo è un cestino, butta le cose nel cestino. Poi calcoliamo che avevamo anche un ammortizzatore, seppur abusivo, in via Sant'Anastasia, dove c'era il palazzo ex poste, dove c'erano parecchi di questi clandestini che andavano a dormire, che adesso è diventato un cantiere e quindi si sono riversati tutti in Piazza Libertà. Quindi certo. potrei suggerire, adesso che stanno facendo i lavori di bonifica di tutto quello che stava intorno al monumento a Sissi, che forse una piccola cancellata, non una cosa alta, una cosa bassa, come stanno nei giardini come recintazione del monumento, della cosa, forse potrebbe essere una soluzione, perché a quel punto è anche facile far capire a queste persone che quella è una zona recintata e quindi è un'interdetta. Grazie a Fulvio Sluga per essere stato con noi, grazie e buona giornata. Grazie a voi e saluto tutti i miei concittadini. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti, buona giornata, arrivederci.